geil finde, ist diese sardische Gastfreundschaft, wo du das Gefühl hast, einfach kein Tourist zu sein, sondern zu Hause. Und vor allem das Essen ist phänomenal. Je saurais pas expliquer la nature ou l'intensité du sentiment qui me lie à cette île, mais c'est comme si une soif de connaître ou de voir s'était emparée de moi. We've discovered a corner of paradise for us and for him. It's really an incredible place. Difficult to put into place how peaceful this place is. You have to really be here to experience it. Ha sido semanas que llegué y de que estoy aquí, cada día fue diferente del otro. Siempre hay algo nuevo que hacer, que descubrir. Solo hay que dejarse llevar por el viento. This place is magic. It's all so exciting and fascinating. Das ist halt der perfekte Ort für einen Heiratsantrag. Wer könnte bei so einem Naturschauspiel Nein sagen? C'est l'île des extrêmes. On passe de plages bondées, pleines de vie, à des villages presque inhabités. Des lieux imprégnés d'une atmosphère ancestrale. C'est comme si le réel et l'imaginaire s'unissaient dans un temps suspendu. Eccoci. Facebook, sul sito dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, da Max Borrelli, buonasera, ben ritrovati. E allora, questo è il secondo appuntamento del mese, poi avremo anche il terzo che sarà il 26, ma abbiamo gli esperti, io li vedo tutti sul mio monitor, ormai siamo una grande famiglia, benvenuti a tutti quanti voi e la linea naturalmente anche a Maria Assunta Fodde che starà con me, a Cristian in regia, a Simon Luca in regia da Cagliari, ma la linea subito al padrone di casa, ovvero Lucio Murro. Buonasera a tutti, grazie Max, grazie ad Antonio Usai, il professor Usai, che è qui a fianco a me, che fra un attimo vedrete inquadrato. La regia magicamente ha eseguito. È sempre un piacere, Lucio. Grazie Antonio, è sempre un piacere davvero per noi che operiamo all'interno dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda e che operiamo insieme all'Università di Sassari, sede gemmata di Olbia, di management e Economia e management del turismo sempre in evoluzione, Lucio, perché da quest'anno avremo il nostro nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Tourism e l'Innovation Management e quindi ci proiettiamo nel futuro e tutto questo ci aiuta anche, visto il nostro contesto, turbolenza, richiesta di professionalità e competenze per guardare al futuro. Cerchiamo di farlo sempre innovandoci e provando a scommettere tutti insieme. I nostri studenti ci sono, quest'anno abbiamo
battuto un record perché nelle magistrali generalmente, soprattutto quelle nuove, si viaggia sui 10 immatricolati, noi siamo arrivati a 20, stiamo superando il numero, quindi tutto questo ci fa ben sperare per il futuro. Ottimo, ottimo, siamo veramente felici di questo perché come sai, insomma, io e te siamo stati insieme a Francesco Morandi e insieme a una serie di altri amici e personaggi estremamente importanti nella storia di questa facoltà, siamo stati non solo i fautori ma quelli che l'hanno promossa e che ancora oggi si impegnano affinché la facoltà abbia un futuro e abbia un senso. Ci abbiamo scommesso e continuiamo a guardare al futuro, in questo momento più che mai. Questa è una notizia sempre positiva. Tra l'altro studiare turismo ad Olbia, in Gallura, nel Nord Sardegna, è certamente una cosa straordinaria per quello che è lo sviluppo anche dei nostri giovani. Sì, no? e devo riconoscere anche che è straordinario il contesto e nello specifico è stato straordinario in questi 5 anni confrontarci con una realtà importante come l'aeroporto Costa Smeralda, che non solo ci ospita, ma che ci supporta in tutti i progetti innovativi. È una partnership strategica che ha funzionato nel tempo, abbiamo avuto soddisfazioni reciproche, ora rilanciata con il nuovo direttore che è Lucia Giovannelli, il nuovo direttore del Dipartimento, e quindi anche questa laurea magistrale, IMAS, nel suo acronico Innovation Management for Sustainable Tourism, ci aiuta a guardare avanti, come dicevamo prima, ma anche a rapportarci con un mondo che non soltanto si evolve, ma che rimane competitivo. Lo vedremo oggi col collega Gianfranco Fancello, con il quale abbiamo analizzato alcuni dati, dei benchmark interessanti a livello internazionale e nazionale per capire cosa hanno fatto le altre destinazioni in un periodo così complesso, ma poi anche dei dati come sempre utili per guardarci intorno, guardare la realtà Sardegna, quanto è stata competitiva, come ha lavorato, e vedremo alcune conferme nei dati di oggi. Poi nel disaggregato, nell'analisi delle province, di come sono andate le province, avremo sicuramente la conferma che abbiamo perso tanto, però con dei segnali positivi, perché poi bisogna essere bravi anche a leggere i segnali positivi quando la situazione è abbastanza critica, e forse Lucio proprio questo vogliono le persone che ci seguono. Hai già fatto delle anticipazioni interessanti, il piatto di stasera è molto, molto ghiotto, abbiamo personaggi di estremo interesse, parliamo di che cosa oggi? Parliamo di content marketing, quindi di contenuti. Parliamo di SEO, quindi Search Engine Optimization, e lo facciamo con una serie di ospiti interessantissimi. Voglio però, prima di tutto ciò, ringraziare ancora una volta la Regione Sardegna, in particolare l'assessore Chessa e il dirigente Vincenzo Serra, che è in collegamento con noi e al quale do volentieri immediatamente la parola. Vincenzo, benvenuto e di nuovo grazie per il vostro supporto. Sì, grazie a voi, grazie a te e a voi per l'organizzazione di questi eventi importanti e di riferimento per questo periodo che, come voi avete anticipato, è un periodo molto complicato. Io vi porto molto volentieri, oltre che i miei saluti, i saluti dell'assessore che non è potuto essere con noi. Ringrazio tutti i relatori che sono, come nell'altro evento di 15 giorni fa, di altissimo profilo, e devo dire la verità, trovo molto interessante anche gli argomenti di questo webinar della giornata di oggi, perché li trovo molto vicini al contesto che stiamo affrontando in questo anno molto particolare, e anche alle azioni che la Regione Sardegna sta cercando di mettere in piedi proprio in questi mesi e che sono molto connesse, secondo noi, sia allo scenario di contesto sia alle tematiche che questo webinar affronterà. Noi abbiamo uno scenario che è diventato, come abbiamo visto anche 15 giorni fa, uno scenario molto critico, a tratti anche con risposte imprevedibili e anche di natura quasi isterica dell'utente turista, che a seconda dell'andamento dell'epidemia cambia e stravolge radicalmente i suoi comportamenti, i comportamenti che aveva tenuto fino a alcuni giorni prima. L'evento della settimana di Ferragosto, che come avrete visto in questi giorni ha ripreso vigore nella discussione politica, è stato un evento che tutto sommato ha avuto una risposta molto più ampia di quelli che erano l'effettivo andamento degli eventi dal punto di vista numerico.
Quindi cosa possiamo dire su queste situazioni? Un po' quello che abbiamo già detto 15 giorni fa, c'è una necessità di potenziare in maniera straordinaria gli investimenti sulla programmazione, più il contesto diventa difficile, imprevedibile, più noi dobbiamo essere bravi a costruire una risposta programmatoria che preveda determinati adeguamenti a seconda del verificarsi dello scenario 1, dello scenario 2 e dello scenario 3. Quindi con risposte modulari, con risposte se possibili anche multifunzionali, in cui in qualche modo io riconverto una parte della mia proposta di offerta turistica in altre funzioni di natura diversa, e soprattutto una catena di comando molto più corta, in maniera tale che anche questo andamento, che per certi versi è imprevedibile e a tratti isterico di risposta dell'utenza, possa trovare nella proposta di offerta turistica una risposta e un adeguamento tempestivo. Poi c'è l'altro aspetto, che invece è quello che vedo più connesso alle tematiche che affronteremo oggi, con la qualità del contenuto del marketing, l'importanza dei contenuti. Il web è una macchina potentissima e gigantesca, ma che tende avendo l'universo mondo, a non rendere facile i processi di conquista dell'utente, di attirare l'attenzione dell'utente relativamente alle proposte. Quindi c'è sicuramente un aspetto di contenuti e c'è sicuramente un aspetto di ottimizzazione dei motori di ricerca rispetto ai contenuti che garantiscano una certa visibilità. È chiaro che i linguaggi del web sono diversi, il posizionamento dentro il web di milioni e miliardi di diverse offerte è un'altra tematica molto importante, per cui questi due aspetti del marketing sono da gestire in maniera distinta, perché hanno caratteristiche distinte, ma vanno gestiti in maniera integrata. Noi come Regione Sardegna, oggi ho fatto partire il cronometro perché mi pare che l'altro giorno mi sono un po' allungato, quindi oggi vi prometto che nei 10 minuti sto sicuramente. L'altro problema, quello che noi stiamo facendo come Regione Sardegna è proprio in questi mesi stiamo lavorando a tutto vapore sullo sviluppo di un'app. Abbiamo convenzionato il CRS4, che è un ente della galassia della Regione Sardegna, che ha fortissime capacità dal punto di vista informatico. È il primo, è l'ente che ha registrato il primo sito web in Italia tanti anni fa, quindi ha dei primati storici di studio del web e di costruzione di sistemi all'interno del web. Abbiamo da qui a un mese un incontro in cui inviteremo un centinaio di stakeholder che ci dovranno in qualche modo dare dei suggerimenti, stakeholder di natura diversa. Ci sono un po' di studenti, ci sono un po' di esperti di marketing, ci sono un po' di esperti dell'offerta di produzione turistica, quindi dell'offerta alberghiera, ci sono sindaci, giornalisti, quindi ci aspettiamo da loro delle proposte relativamente ai contenuti e agli strumenti che noi possiamo andare a costruire, a sviluppare dentro l'app, per rendere l'app appetibile, per rendere l'app interessante e utile ai turisti che vogliono venire in Sardegna. C'è quindi una necessità, da un lato, l'app ci permette, come dire, di rendere la filiera del rapporto offerta domanda di turismo molto più corta, nel senso che l'app diventa un rapporto in cui si eliminano tutti quelli che erano gli intermediari classici del processo di costruzione del turismo, e questo ci sembra assolutamente necessario in un'annualità che è quella che noi andremo ad affrontare del movimento turistico del 2021, che probabilmente non vedrà una programmazione come era tradizionalmente
nei mesi di marzo delle vacanze, nei mesi di marzo e di aprile si costruivano le vacanze, ognuno incominciava a programmare quelle che erano le destinazioni dove riteneva di passare l'estate. Questo ovviamente quest'anno non sarà così, probabilmente si dovrà, le vacanze del 2021, dell'estate 2021 verranno programmate a fine giugno se le situazioni epidemiche dovessero rimanere quelle che stiamo vivendo in questo periodo. E quindi c'è la necessità di essere in quel momento presenti con i contenuti di marketing giusti, con le posizioni corrette all'interno dei motori di ricerca e con le offerte che siano, come dire, chiusura del contratto molto rapidi. Quindi c'è una necessità di costruire strumenti digitali, che vuol dire non solo costruirli dal punto di vista informatico, ma vuol dire anche manutenerli, perché le app, le piattaforme web, i canali tematici, il lavoro sui social media, voi lo insegnate a me, è un lavoro che non termina nel momento in cui tu rilasci un determinato applicativo, ma è un lavoro di redazione e di comunicazione importantissimo. Stiamo tra l'altro proprio per questo, per creare, diciamo, una piattaforma in qualche modo di utilità e di risposte tempestive rispetto alle eventuali esigenze del nostro potenziale utente di turismo. Stiamo cercando di costruirla con traduzioni ufficiali in 7 lingue, quindi senza affidarci a Google Translate, che rende poi la traduzione del messaggio di comunicazione un po' inaffidabile, ma proprio facendo delle traduzioni certificate degli interi testi dell'app e degli interi testi dei contenuti dei siti, e quindi costruendo poi al momento dell'accesso una profilazione dell'utente che in qualche modo ci dia non solo la possibilità di offrirgli solamente proposte, di filtrare, diciamo, le proposte che sono più attinenti al suo profilo, ma anche di acquisire una banca dati che ci permetta poi di costruire dei profili standard che in qualche modo siano affidabili e utilizzabili anche per costruire una domanda adeguata e settorializzata nelle varie tipologie di turista che può trovare la Sardegna una destinazione interessante dove trascorrere le vacanze. Quindi da questo punto di vista vi ringrazio ancora per l'iniziativa, perché mi sembra molto coerente a questi progetti che stiamo cercando di sviluppare. La seguirò con interesse, perché è ovvio che se noi non riusciamo a inquadrare quali sono le caratteristiche dei contenuti, come dicevi tu, Lucio, e quali sono le modalità con cui questi contenuti possono avere una visibilità nel web, non riusciamo a garantirci una comunicazione efficace. Quindi vi ringrazio ancora, seguirò con molta attenzione e con molto interesse i vostri interventi, saluto voi e tutti gli ascoltatori che sono connessi nei vari media con cui voi siete collegati. Grazie ancora. Perfetto, grazie davvero Vincenzo Serra, dirigente dell'assessorato, neodirigente dell'assessorato, ma già, come avete visto, già in palla sui contenuti, su quello che può essere lo sviluppo e il ruolo dell'assessorato per il prossimo anno. Io direi di iniziare a entrare nel vivo del webinar. Voglio solo ricordare una frase di Joe Pulizzi, che è uno dei massimi esperti di content marketing a livello mondiale, il fondatore del Content Marketing Institute. Lui parla di content marketing come di una scienza, come di un'arte mirata espressamente a che cosa? A costruire fiducia, a costruire relazione, a costruire un rapporto con il nostro pubblico. Quindi l'impegno di oggi è di cercare di darvi qualche strumento operativo, qualche riflessione, qualche idea su quella che può essere la vostra attività, proprio la costruzione dei contenuti. Direi di partire subito, Antonio, spostandoci a Cagliari. Lo possiamo fare grazie alle nostre potenti tecnologie, alla regia che è sempre con noi e ci supporta. Gianfranco Fancello, a te la parola.
Sì, grazie Lucio, buonasera a tutti. A me è l'onere, insieme all'amico e collega Antonio Usai, di introdurre in questi seminari dando qualche numero, dando un po' di dati. Infatti la nostra parte è proprio intitolata Analisi del trend e dei numeri, e quindi io con questa voglio appunto iniziare. Penso che si veda, datemi conferma magari dalla regia. Perfetto. Allora, la scorsa volta cosa ho fatto? Ho presentato un po' i dati relativi alla Sardegna, e quindi i dati che erano relativi a arrivi, porti, aeroporti, cercando di evidenziare cosa in questi mesi è successo e fornire una fotografia il più possibile oggettiva. Continuando l'analisi, ci siamo posti il problema con Antonio di iniziare a fare un paragone con ambiti similari, e quindi nei prossimi 3 webinar farò un rapporto, un confronto con 3 contesti simili, che sono le Isole Baleari, la Grecia e la Puglia. Le Isole Baleari, che sono sempre una dei riferimenti che viene usato maggiormente nel campo del turismo per confrontare i fenomeni, soprattutto quella della stagionalità con la regione Sardegna, la Grecia perché è una destinazione concorrente soprattutto per un determinato tipo di turismo, e la Puglia in quanto è una destinazione molto simile alla Sardegna, che ha un contesto simile dal punto di vista dell'offerta turistica e che quindi può essere facilmente confrontata. Oggi guarderemo e analizzeremo i dati sulle Baleari, andando a considerare i dati relativi ai passeggeri aerei e navi del 2019 e del 2020, e faremo un confronto con la regione. Per quanto riguarda i dati delle Baleari, le fonti dei dati provengono appunto dall'Ufficio Statistico dei Trasporti delle Baleari, che è molto aggiornato. Quelli sui dati, invece i dati della Sardegna, provengono, come ho detto la volta precedente, dal sito ufficiale della Regione Sardegna, Sardegna Mobilità, che devo dire in maniera egregia aggiorna i dati. Poi le elaborazioni sono state fatte anche insieme al mio collega, l'ingegner Vitiello dell'Università di Cagliari. Guardiamo un po' il primo dato relativamente al movimento dei passeggeri transitati nei 3 aeroporti delle Baleari. Le Baleari sono un arcipelago, quindi i 3 aeroporti si riferiscono alle 3 isole delle Baleari. E guardiamo il dato, col blu vediamo il dato 2019, col grigio vediamo il dato 2020, qui sotto vediamo anche dei numeri assoluti. Nel 2019, nel periodo, abbiamo confrontato lo stesso periodo, gennaio-settembre, non abbiamo preso ottobre perché nel riferimento con gli altri due regioni non avevamo ancora il dato di ottobre. E quindi il dato di settembre, gennaio-settembre, dà un valore nel 2019 di passeggeri transitati sui 3 aeroporti di 34 milioni, quasi 35 milioni di passeggeri contro gli 8 milioni del 2020, quindi con un calo del meno 77%. Se poi analizziamo solo il dato relativo al periodo giugno-settembre, nel 2019, il periodo giugno-settembre, le Baleari movimentavano 23 milioni e mezzo circa di passeggeri, a fronte di un dato relativo al 2020 di circa 5 milioni, quindi con un calo relativamente al periodo estivo di circa il 78%. Vedete qui rappresentato tra l'altro il dato relativo ai mesi, e vediamo le mensilità, e con i pallini neri vediamo le diminuzioni percentuali che si sono attestate tra agosto e luglio intorno al meno 60 e meno 66-67%, con punte di meno 80 per il mese di settembre. Qui vediamo un dato specifico che è relativo al periodo o alla variazione dei mesi precedenti, e possiamo analizzare appunto l'incremento mese per mese, dove vediamo a settembre un meno 55%.
Per quanto riguarda invece il trasporto marittimo, il dato è meno rilevante, il calo è meno rilevante. Le Baleari hanno 7 porti, 2 porti a ciascuno nelle principali isole, Ibiza, Maiorca e Minorca, e invece una su Formentera, un porto su Formentera connesso con la terraferma. Abbiamo che nel periodo gennaio-settembre il numero di passeggeri transitati in nave è di circa 8 milioni, mentre nel 2020 era di circa 3 milioni e 2, con un calo del meno 60%, nel periodo estivo il calo è stato del meno 57%. Quindi vediamo percentuali un po' più basse, quindi sempre un rilevante calo di numero di passeggeri, però in termini percentuali il settore del trasporto marittimo è quello che ha sofferto meno. E quindi qui abbiamo un dettaglio, vedete anche delle variazioni e dei dati mensili. Qui il calo, scusate, il calo qua è del meno, anche qui tra agosto e settembre, che è quello che poi prenderò come riferimento, del meno 50%. Vediamo però adesso il raffronto con la Sardegna, perché siamo partiti la volta scorsa dal fatto che la Sardegna presentava dei dati nel rapporto tra 19 e 20 con dati negativi rilevanti, e quindi iniziamo a confrontarli con quello che è avvenuto altrove, cioè con le Baleari. E qui posso sintetizzare con la frase che se Atene piange Sparta non ride, cioè nel senso che il riferimento tra Sardegna e Baleari, devo dire che guarda con favore, presenta per la Sardegna dei dati più o meno rilevanti, meno gravi. Infatti col blu vedete le variazioni percentuali in negativo della somma dei passeggeri transitati in aereo e in nave in Sardegna, mentre col giallo vedete il rapporto dei passeggeri transitati sia in nave che in aereo nelle Baleari. Vi invito a guardare il fatto che mentre nel periodo, diciamo, durante il lockdown, sino a quando poi c'è stata la chiusura totale ad aprile, il dato si aveva una variazione maggiore, scusate, ecco qua, si aveva una variazione maggiore una variazione minore, scusate, sulle Baleari. Da agosto in poi, da luglio in poi, in Sardegna, per esempio ad agosto abbiamo avuto un meno 29% aereo più nave, mentre nelle Baleari abbiamo avuto un meno 60%. A luglio in Sardegna, sommando arrivi passeggeri e arrivi navi, meno 50%, quindi la metà rispetto a quelli dello scorso anno. Alle Baleari abbiamo avuto un meno 66%. Quindi significa che già per esempio a settembre, non so se si vede, qui è coperto parzialmente, almeno a me è coperto parzialmente, vediamo che a settembre un meno 46 in Sardegna, alle Baleari un meno 77%. Se poi ci concentriamo solo sul dato relativo al trasporto aereo, vediamo che la situazione è assolutamente similare. Ovvero il dato sul trasporto aereo cosa ci racconta? Ci racconta che per esempio in Sardegna sono transitati nel 2020 circa 2 milioni di passeggeri, con una diminuzione di un meno 60% gennaio-settembre rispetto all'anno precedente. La stessa variazione solo aerea, abbiamo detto, abbiamo visto prima, è meno 77%, cioè percentualmente la Sardegna ha perso il 17% in meno rispetto all'anno precedente, rispetto a quanto ha fatto le Baleari. E per quanto riguarda l'estate, la diminuzione in Sardegna è stata di un meno 56 a fronte di un meno 78 delle isole Baleari. E possiamo vedere per esempio il rapporto, qui vedete agosto, il mese di agosto, la Sardegna perde rispetto all'anno precedente un meno 35 e le Baleari un meno 66. Allora, cosa vuol dire questo? Quindi io mi sto avviando alla conclusione con questo rapido, che il tema è un tema dove naturalmente la Sardegna si è trovata in crisi, ma probabilmente il sistema, rispetto ad altri contesti strutturatissimi, come per esempio quello delle Baleari, ha risposto, devo dire, nel periodo estivo e anche a settembre, quando c'è stato un incremento già palese, un incremento dei contagi, ha risposto in maniera con diminuzioni meno significative rispetto
ad altri contesti. Guardiamo infatti quest'ultimo dato e con quello con cui chiudo, dove la variazione del trasporto aereo in Sardegna tra il mese di agosto e il mese di settembre è stato di un meno 43%, nelle Baleari è stata di un meno 55%. Può essere questo un segnale di speranza o comunque un segnale del fatto che intorno a noi la situazione è, ma non avevamo bisogno di questi dati per confermarlo, abbastanza grave, per cui abbiamo altri contesti concorrenti a noi dove i dati sono ben più rilevanti e ben più gravi di quelli che coinvolgono la nostra regione. Io con questo finito, vi do appuntamento agli altri webinar per un confronto con gli altri contesti regionali. Grazie Antonio a te per la parte sui flussi turistici. Grazie Gianfranco, spunti molto interessanti Lucio, perché Gianfranco ci ha restituito una realtà che ci riguarda da vicino, le Baleari. Nei periodi buoni prendiamo le Baleari come un esempio e ci chiediamo sempre come poter crescere come quella destinazione turistica. Oggi logicamente in questa situazione di difficoltà facciamo i conti con ben altri numeri e vedere che la Sardegna ha retto meglio in realtà dipende da tanti fattori, li abbiamo analizzati, dipende dal fatto che per noi era una fase di uscita dalla pandemia, per la Spagna invece era una fase già abbastanza critica, però tutto questo ci deve portare sempre a riflettere oggettivamente sui dati. È stato bello il messaggio di apertura del dottor Serra quando ci ha ricordato l'impegno della Regione per guardare avanti. Bene, lo facciamo anche noi, ma ricordiamo con call to action di dare agli operatori un segnale molto forte e in particolare cerchiamo di dargli degli strumenti per potersi rapportare in autonomia col mercato. Infatti preme anche a me ricordare che tutti i dati che stiamo proiettando sono dati pubblici che ognuno degli operatori può consultare liberamente e ai quali può accedere tramite gli strumenti che mettono a disposizione gli enti regionali piuttosto che le agenzie nazionali. Nel nostro caso faremo riferimento per analizzare la situazione in Sardegna ai dati che ci ha restituito il SIRED, ovvero l'osservatorio sul turismo che utilizza i dati del SIRED, dell'assessorato del turismo, per elaborare i dati su arrivi e presenze, in particolare i dati che riguardano le strutture ricettive. Se l'altra volta abbiamo visto alcuni macro aggregati, abbiamo cercato di capire realmente come sono andati gli arrivi in Sardegna, oggi ci spingiamo un po' oltre e cerchiamo anche di rispondere ad alcune domande che sono arrivate dal pubblico su diversi social. In particolare qualcuno, vedendo i dati, che erano dati inediti, perché il SIRED ce li ha concessi la mattina, per poterli condividere, sempre ricordiamo sulla base di un campione molto ridotto, perché parliamo di un campione che non rappresenta l'insieme delle strutture ricettive che conferiscono i dati regolarmente al SIRED, ma campioni molto limitati sui quali però siamo in grado di intercettare una tendenza. E allora le domande riguardavano le diverse province, cioè le macro aree della Sardegna, perché qualcuno commentava, sì ma quei dati non hanno riguardato Cagliari piuttosto che Sassari, noi abbiamo fatto meglio, noi abbiamo fatto peggio. Ecco, allora dal nostro punto di vista è sempre importante poterci basare su una tendenza e vedere come questa tendenza sia differente, ma in questo caso sostanzialmente simile per le diverse macro aree della Sardegna. Andiamo su Sassari, vediamo cosa è successo nei primi mesi del 2020. Come possiamo vedere, sostanzialmente rispetto al dato già condiviso la situazione non cambia. C'è una perdita netta di oltre il 33% sul totale degli arrivi nei primi 9 mesi dell'anno, per poi vedere che gli italiani in qualche modo hanno retto, lo abbiamo visto, gli italiani hanno consentito alla Regione Sardegna di mantenere i livelli di occupazione nelle strutture ricettive, di mantenere un certo movimento nel sistema turistico, mentre gli stranieri sono andati in caduta libera. Sassari mantiene questa tendenza, vediamo questi italiani con questo 0,10% che ci fa sperare per un futuro che veda ancora la Sardegna come grande protagonista per le vacanze degli italiani. Andiamo ancora alla città metropolitana di Cagliari, qua i numeri sono molto più marcati, soprattutto per quanto riguarda gli italiani. Vediamo che c'è stata una perdita del 29,76% e questo logicamente riguarda anche la tipologia di offerta di Cagliari, perché la tipologia di offerta di Cagliari riguarda prevalentemente il business piuttosto che tutte quelle altre attività che vanno oltre la semplice vacanza. Quindi vediamo che una perdita totale del 45%, con gli stranieri sempre che segnano un meno 68%, però ecco, gli italiani hanno avuto una contrazione molto più forte rispetto al nord Sardegna. Vediamo il sud Sardegna in generale, quindi non la città metropolitana di Cagliari, ma tutte le altre aree ascrivibili al sud Sardegna. Qua abbiamo una perdita sul totale degli arrivi del 20,05%, con una perdita più marcata per gli stranieri che arrivano a un meno 54% e decisamente va meglio per gli italiani, seppur con un segno negativo. Vediamo ancora Nuoro.
provincia di Nuoro, che cosa succede? Gli italiani, abbiamo un numero positivo, decisamente molto più positivo rispetto alla provincia di Sassari, e poi vedremo anche nel dettaglio chi sono gli italiani che sono arrivati in Sardegna, da dove provengono e in particolare come si sono spalmati sul territorio. Vediamo anche qui una perdita del 16%, più contenuta rispetto agli altri territori, stranieri almeno 58%, ripeto, italiani che hanno caratterizzato le presenze di tutto il periodo. Vediamo cosa è successo a Oristano, anche qua una perdita più marcata per gli stranieri, un timido 0,61% per gli italiani su una perdita generale in termini di arrivi del 25,94%. E allora qua due prime considerazioni, perché su questo abbiamo lavorato molto, tutti noi dal mese di marzo in poi, in tutte le iniziative nelle quali siamo state coinvolte, con lo stesso Lucio, con Gianfranco, nelle quali veniva richiesto cosa succederà, chiesto a marzo ed aprile, nella stagione che sta arrivando, e tutti noi con i dati alla mano e non soltanto col sentimento del momento abbiamo invitato gli operatori a scommettere molto sui turisti italiani e in particolare su quella quota che riguardava i turisti interni, cioè i turisti sardi che potevano muoversi nell'isola per vivere la loro vacanza, e in effetti quella tendenza, seppur confermata anche al dato nazionale, viene ulteriormente confermata da questi dati. Vediamo che i sardi che hanno deciso di vivere le loro vacanze in Sardegna, e attenti, non è un dato scontato, perché in una situazione critica e confusa è più probabile che piuttosto che restare a casa per fare le vacanze, decidiamo di non farle, magari andando al mare e utilizzando quella che è il movimento giornaliero, quello che non viene registrato in queste statistiche. E invece i sardi sono cresciuti del 34-86%, molto hanno fatto le campagne di comunicazione avviate da alcuni operatori dalla stessa regione, che hanno convinto i sardi a spendere il loro tempo, la loro voglia di vacanza a casa e di non privarsi di questo momento, che era sia un contributo all'economia regionale, ma allo stesso tempo un modo per riprendere la normalità. Vediamo anche un dato positivo che riguarda il Friuli Venezia Giulia, questo perché ci sono stati alcuni collegamenti che hanno favorito l'arrivo da determinate regioni, però in generale vediamo che c'è un rosso che rispetto ad altre regioni, e anche i dati che vediamo in macro regioni internazionali, non è stato così profondo. Gli italiani, l'abbiamo visto nelle statistiche generali, hanno ottenuto, però questo ci deve servire anche per il futuro. Ci auguriamo che la situazione si riprenda, che la pandemia possa alleggerirsi e non lasciare degli effetti che ci accompagnino fino alla prossima stagione, però è importante capire come da questi dati ci possiamo anche orientare sul 2021. Non trascuriamo la componente interna, lavoriamo sul mercato nazionale e internazionale, ma valorizzando quella quota di sardi che ci possono accompagnare non soltanto per i mesi estivi, ma per un periodo più lungo e nella stagione di spalla, probabilmente riusciremo ad avere un sistema competitivo che riesce anche a riprendersi più velocemente. Io direi, Lucio, con questo flash che ci proietta direttamente sul futuro, possiamo entrare nel vivo del dibattito di oggi per parlare di contenuti e, perché no, un invito ai nostri relatori: lavorare sui contenuti e guardare ai turisti interni, quindi ai turisti sardi, significa anche fare una comunicazione mirata, e su questo agli operatori potremo dare tanti strumenti e tanti suggerimenti. Lucio. Ottimo, molto bene Antonio, grazie ai due nostri docenti universitari, professor Usai e professor Fancello. Antonio qui a fianco a me, Gianfranco da Cagliari. Adesso ci spostiamo, credo, a Torino. Abbiamo Joseph Eyark. Joseph, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Sì, ci sono. Nel tuo tempio degli aeroplanini? Nel grande hangar. Sei il sacerdote dell'aviazione, messa così, no? È vero. Non ti rubiamo tempo, dai. Illuminaci. No. Andiamo avanti. Illuminarci è complicato, ovviamente. Quello che penso che possiamo tentare di cominciare a ragionare è questo soggetto, diciamo che sto tentando di condividere, scusate, se è giusto. Andiamo qua, vediamo un secondo. Ok, bene, fondamentalmente... Aspetta, vediamo come... barra applicazione. Ok. Adesso a posto? Bene, grazie. Problemi tecnici. Allora, fondamentalmente oggi l'argomento fondamentale sul quale tenteremo di ragionare in questi minuti è quello del content marketing.
Content marketing che è fondamentale sempre, ma soprattutto in questi momenti del post-Covid, e davanti, come diceva giustamente Antonio, a una stagione che è piena di incertezze. Ma aggiungo un elemento molto importante. Tu dicevi prima, Lucio, una frase nota di realmente, direi, chi ha inventato in qualche modo il content marketing, che è Joe Pulizzi. Lui anche dà un'altra definizione estremamente interessante. Dice che il content marketing è l'arte di vendere senza vendere nulla. Perché questo è importante? Perché fondamentalmente noi dobbiamo andare a comunicare e vendere, a creare suggestione e interesse rispetto alla nostra destinazione e soprattutto anche le nostre proposte turistiche, ma dobbiamo farlo intelligentemente e seguendo alcuni accorgimenti. Allora, per ragionare in come fare i contenuti, come gli operatori turistici della Sardegna devono ragionare e strutturare la sua strategia di comunicazione, dobbiamo capire qual è lo scenario che abbiamo oggi davanti. Fondamentalmente avremo per il 2021 un mercato fondamentalmente turistico che può andare dal 60 fino all'80% del volume di arrivi che possiamo avere, con una fondamentale importanza del prezzo. Come già abbiamo visto, il prezzo questa volta sarà più importante di quello che è stato nel 2020, con un fattore da considerare che è quello della richiesta di convenienza e ovviamente anche con l'esigenza di quello che è le misure del anti-Covid. Consideriamo che il Customer Journey che aveva modificato il 2020 si è consolidato, pertanto abbiamo una situazione dove avremo un periodo di valutazione dove si andranno a misurare, e anche con la pianificazione per quanto riguarda la scelta della destinazione, ma anche dopo la propria struttura e il proprio servizio turistico, si misurerà fondamentalmente la convenienza, la sicurezza, il prezzo e anche l'attenzione ai protocolli. Questo si traduce in come dobbiamo sviluppare il marketing, o meglio detto il content marketing. Dobbiamo lavorare per creare sogno e desiderio. Dopo vedremo i tempi, le tempistiche, per facilitare, l'ispirazione. Pertanto dobbiamo essere presenti sui social. Dobbiamo fare scoprire sia la destinazione come anche la nostra proposta. Questo vuol dire fare contenuti di tipo emozionale per provocare la scelta. E questo implica due cose. Una, trattenere o richiamare l'attenzione di quelli turisti che già abbiamo avuto, quelli che oggi sono un vero patrimonio, sono preziosi, quelli che già ci conoscono, che è più facile attaccarli in qualche maniera e riportarli di nuovo. Ma anche dobbiamo lavorare quando hanno scelto per fornire l'informazione perché possano pianificare la sua vacanza, ma fondamentalmente dobbiamo fare dei contenuti che abbiano un senso di trasmettere esperienzialità e anche delle coccole. Lo scenario che avremo da considerare è attenzione alla sicurezza nella destinazione, perché come conseguenza della situazione attuale oggi sappiamo già tutti che viviamo in parte una situazione creata perché non abbiamo tutti noi prestata sufficiente attenzione alle misure durante le nostre vacanze. Adesso il cambiamento è che si esige un comportamento personale, ma anche lo richiediamo e lo vogliamo rispetto anche a altre persone, altri turisti. E pertanto dovremmo considerare o avere in considerazione quello che i turisti considerano. Cercheranno attività e esperienze, considereranno la reputazione sia della destinazione come anche della propria struttura, dei propri servizi, eccetera, ma soprattutto le diverse opzioni, perché vorremmo diversità di proposte in qualche maniera e considerare che la convenienza economica nel 2021 sarà un elemento molto importante. Come vivremo questo momento? Prima si diceva della preparazione. Beh, attenzione, da oggi fino all'inizio della stagione vivremo di momenti diversi. Avremo queste 4 fasi che osservate qua, che corrispondono in qualche maniera alla prima fase di stagnazione, che è quella nella quale siamo in questo momento. Di CPM non si muove nulla, pertanto che potrà andare avanti fino a febbraio, forse qualche giorno in mese di marzo, dove avremo limitazioni e restrizioni. Ci sarà ovviamente una diminuzione dell'interesse per quanto riguarda i turisti rispetto alle destinazioni, ma non dimentichiamo che c'è un fattore molto importante. Quando ci sono restrizioni la gente sogna, pertanto noi dobbiamo fare contenuti in questo momento, e dopo vedremo il perché,
fondamentali per far sognare i nostri clienti. Avremo la fase che va da marzo fino a maggio di oscillazione, cioè ci saranno saremo esattamente prigionieri da incrementi, decrementi, contagi, eccetera. Pertanto sarà una situazione molto altalenante, che avremo un comportamento elastico per quanto riguarda l'interesse dei turisti verso la vacanza e in conseguenza alla prenotazione. Non avremo delle prenotazioni in quei momenti, però avremo sicuramente già un inizio di trend, vacanza di primavera, legata molto ovviamente neanche al last minute, al last second. Arriveremo al mese di maggio, giugno, luglio, dove c'è l'assimilazione, dove avremo in qualche maniera accettato che dobbiamo di viaggiare e fare le vacanze questo anno con le situazioni e con tutti gli accorgimenti necessari, e pertanto accetteremo la situazione, accetteremo il rischio che comporta, ma c'è la voglia di viaggiare, di fare vacanza. Questo implicherà un recupero di fiducia e pertanto si comincerà a cercare informazione e soprattutto a prenotare in qualche maniera. Però queste prenotazioni dovranno essere estremamente flessibili, le policy sono fondamentali. Noi dobbiamo di che cosa comunicare? Dobbiamo però smettere di pensare a noi e guardare che cosa vuole il nostro cliente, considerando che è cambiato, le sue nuove aspettative e i suoi nuovi bisogni. Pertanto, che cosa mi interesserà? Questo che è molto interessante, quello osservando i trend di ricerca, le parole, eccetera, dell'anno scorso, non funziona più il concetto di Sardegna Hotels, non si cercano più Sardegna Hotels o alberghi, eccetera, sino che quello che si è emerso è la ricerca in chiave di long tail, cioè parole come alberghi, tranquillità, sicurezza, riposo, flessibilità, convenienza, eccetera, eccetera. In conseguenza, tutto il contenuto che si deve di creare deve di fare dei riferimenti e includere all'interno queste parole o questi concetti. Pertanto, noi dobbiamo di capire che non dobbiamo di comunicare o promuovere direttamente la nostra struttura o il servizio, se non la ragione per la quale ci devono scegliere. Noi non dobbiamo di comunicare le attrattive, i benefici, quello che il turista può fare, otterrà, vivrà da noi. Dobbiamo fondamentalmente vendere il perché mi devi scegliere, perché deve uno scegliere la Sardegna. E soprattutto noi, all'ora di creare, di costruire i contenuti, dobbiamo di guardarci non con la nostra prospettiva, se non con la prospettiva e tentando di metterci nei panni del turista. Pertanto noi dobbiamo di smettere di comunicare il noi, dobbiamo di comunicare per ispirare alla domanda, dobbiamo di comunicare non in modo generico, sino comunicare pensando nelle persone alle quali noi vogliamo comunicare, e dobbiamo di comunicare in questo momento, nei prossimi 3 mesi, per generare sicuramente advocacy, e questo si fa tentando di trasmettere delle emozioni. Cosa e come comunicare? C'è il timing. Da un punto di vista dell'operatore devo ragionare in 3 tempi diversi. Prima dell'apertura, cioè il before opening. I miei obiettivi sono quelli di proteggere la mia attività, la mia visibilità, creare awareness, e pertanto devo di essere non tanto come singolo operatore, sino vendere quello che si trova fuori dalla mia struttura, il mio servizio, cioè il destination set, perché cominci a ragionare il cliente e a rimanere. Pertanto il tipo di comunicazione che noi dobbiamo fare è fondamentalmente quella per ispirare, per far sognare, dimostrare che siamo presenti e attivi e tentando di mostrare la realtà della situazione per creare attesa. Una volta avremo aperto, marzo, aprile, dobbiamo di cambiare leggermente la nostra comunicazione per mantenere la nostra presenza nel mercato, tentare di posizionare sia la destinazione come noi stessi nel mercato e cominciare a comunicare il nostro prodotto. Ma anche devo lavorare per incrementare la mia audience, il mio potenziale cliente. In conseguenza devo di ispirare, raccontare e spiegare le misure di sicurezza che sto applicando e che per rassicurare il cliente, e cominciare a proporre delle proposte, delle offerte, ovviamente facendo molta leva su quello che sono i vantaggi, la possibilità di cancellazioni, eccetera. E quando avremo iniziato già l'attività, ragioniamo un mese di metà giugno in avanti, dobbiamo cambiare ancora di più il registro della nostra comunicazione e i contenuti per attirare dei turisti, per recuperare quelli turisti che abbiamo avuto nel 2019-2020, ma anche per attirare nuovi turisti, per posizionare anche
la nostra proposta non per la solita logica balneare, sino anche per le altre attività che uno può fare. In conseguenza, i miei contenuti devono mostrare chi sono, cosa ti propongo, cosa ti offro, devo spiegare bene le misure di sicurezza e devo passare già a una comunicazione un pochettino più commerciale. Pertanto la strategia vincente questo anno per quanto riguarda a che cosa e come comunicare è quella di parlare a tutti, ma fare in modo che ognuno percepisca che le stai parlando a lui. Cioè lavorare per inizialmente un contenuto per ispirare, per procurare una reazione, cioè non posso viaggiare, ma lì è dove vorrei andare. Provocare questo effetto, passare a un contenuto segmentato, cioè non fare operazioni né approcci generalisti, sino capire bene chi è il mio target adeguato o i miei target e pertanto una volta ti dico, ti spiego, ti do un contenuto che corrisponda a quello che vuoi, quello che si produce la reazione è esattamente quello che vorrei fare. Ma soprattutto devo fare contenuto rassicurante per far sì che si produca, sì, abbiamo fatto un percorso, ti abbiamo ispirato, ti abbiamo convinto, ti convince infinitamente, sì, è lì dove andrò, che è l'obiettivo che noi cerchiamo. Pertanto, come dobbiamo reagire? Innanzitutto, adesso dobbiamo lavorare per aggiornare il nostro sito web. Il sito web va aggiornato. In conseguenza devo mettere contenuti sulle misure di sicurezza che sto applicando, magari video, tour, eccetera. Non far sì che quelli siti che abbiamo fatto 3 anni fa oggi non sono percepiti perché è cambiato la condizione del mercato e il tipo di informazione che cerca il cliente, devo ovviamente adeguarlo. Devo pianificare la promozione della comunicazione, scegliere i mercati di riferimento, ragionare in come raggiungerli, qual è la proposta che devo fare e come devo differenziarmi. Devo però monitorare l'evoluzione della pandemia, non la mia, la della Sardegna, sino la dei miei mercati, per capire che tipo di comunicazione e come devo farlo e considerando il nuovo concetto di comunicazione di visione del cliente. Devo ovviamente adattare il mio contenuto, come diceva giustamente Antonio, al mercato domestico, sardo da una parte o delle altre regioni italiane che sono quelle che mi possono interessare. Devo per questo capire le motivazioni e i desiderata del turista, comunicando garanzia per ispirare confidenza e fiducia. E devo ovviamente cercare più clienti per migliorare le mie prospettive e devo parlare a un pubblico più ampio, cioè devo targetizzare il mio contenuto perché succeda quello che gli inglesi dicono sounds good, che vada bene ai diversi target, cioè non pensare più che i contenuti generici funzionano. Ognuno è a sé e vuole leggere, ricevere contenuti, guardare video, immagini, eccetera, che le vadano a ispirare a lui personalmente. Partiamo dalla premessa che noi avremo anche nell'anno prossimo turismo breve. Le staycation sarà fondamentalmente il trend. In conseguenza devo preparare contenuti che facciano riferimento a quello che puoi fare da noi intensamente durante le tue vacanze. Dovrò gestire la reputazione, cioè essere presente in tutti i canali, rispondere alle recensioni, eccetera. Devo migliorare la mia esperienza, la mia proposta di esperienza come struttura, come servizio, come attività turistica e pertanto devo comunicare le attività e le esperienze che si possono fare. Considerando che la sostenibilità è un argomento che è in grandissima crescita e devo soprattutto supportare gli operatori, come abbiamo visto, in tutto il processo di relazione, il customer journey, l'ispirazione e il sogno, contenuti informativi, trasmettere e comunicare delle esperienze, generare engagement e stimolare e farle recensire. Devo suggerire, per esempio, la vacanza breve, che cosa puoi fare da me in 1, 2, 3 giorni? Quali esperienze puoi fare? Raccontate questo, spiegate questo, comunicate questo. Dobbiamo fare dei contenuti pensati per la potenziale clientela, ragionando che, per esempio, nel caso concreto della Sardegna, quelli target che ritengo sono i più adatti per la situazione che avremo è il segmento della famiglia, multigenerazionale, cioè la famiglia che neanche mi porta i nonni piuttosto che famiglie allargate, soprattutto le famiglie monoparentali dove la sicurezza e la rassicurazione è fondamentale. Pensare anche su un fattore importante, Italia, il 53% delle case italiane hanno una mascotte, pertanto questo è un target importante. Devo ragionare sulle coppie, sui senior, eccetera, eccetera. Devo fare contenuti
ti diano consigli su viaggi, sulle attività sicure che puoi fare, eccetera, eccetera. Non devo però dimenticare che anche un po' di pubblicità nei social, sponsorizzate, eccetera, devo fare per incrementare la mia visibilità. E i messaggi che devo introdurre in modo, direi, importanti in tutta la mia comunicazione sono messaggi sulla sicurezza, sull'igiene, sulla salute, e il turista è preoccupato di questo. Non è che noi dobbiamo parlare costantemente del Covid, ma lui deve di percepire che la sua sicurezza, che la sua rassicurazione è la nostra priorità. Pertanto dobbiamo di lavorare e comunicare da un punto di vista della gestione positiva che stiamo facendo alla struttura, cioè ti aspettiamo, siamo aperti, siamo preparati per soddisfarti, eccetera, eccetera. Come messaggi dobbiamo lavorare sulle esperienze di benessere che puoi fare. No, benessere non intendo spa, eccetera, so quanto starai bene da noi, come ti farà star bene dopo la chiusura di CPM, lockdown, zone rosse, gialle, eccetera, eccetera. Dobbiamo di ragionare per rassicurare e riconnetterci con il turista, comunicando soprattutto in modo molto emotivo e per nulla commerciale. Questo è il motivo per il quale il content è fondamentale, perché con il content devo di venderti senza che tu te ne rendi conto che ti sto vendendo la mia proposta, il mio prodotto, la mia offerta, la mia struttura turistica. Devo di creare vincoli, devo di interessarti, ma non sentirti che ti sto in qualche maniera essendo troppo aggressivo con una proposta commerciale. Devo di essere però attento all'overpromise, cioè a comunicare sicurezza, ma non devo nominare il Covid e non devo in assoluto nominare che sono Covid-free. Non c'è niente oggi che sia Covid-free. Dobbiamo di comunicare che faccio di tutto per farti avere la migliore esperienza possibile con tutti gli accorgimenti e misure necessarie. Quali sono le raccomandazioni? E dopo Miriam entrerà sicuramente molto più tecnicamente in dettaglio. Devo di continuare a mantenere l'attività sull'internet e sui social media già da oggi. Mi raccomando, quell'abitudine che abbiamo gli operatori turistici storica, che chiudiamo la stagione e non ci siamo più per 2, 3, 4 mesi e cominciamo a ripresentarci al mercato quando inizia la stagione o un po' tempo, diciamo per Pasqua, questo oggi non è più. Come abbiamo visto nel webinar anteriore, il concetto della stagionalità è cambiato radicalmente. Devo di migliorare continuatamente i contenuti e attualizzare della mia web, del mio blog, eccetera, con molta attenzione alle diverse keyword, alcune che vi ho detto prima, perché soprattutto devo di offrire e comunicare fiducia sia per il futuro, cioè comunicando già, ti stiamo aspettando, guarda una bella immagine, prima parlavamo con Gianluigi di Stintino, che cosa è oggi, qui puoi venire, ti stiamo aspettando, saremo presto, eccetera, eccetera. Dobbiamo comunicare assoluta flessibilità per quanto riguarda alle policy, cioè niente minimum stay, eccetera, eccetera. Devo di ampliare ovviamente il mio mercato potenziale perché devo dirigermi a più gente e soprattutto devo di lavorare per incrementare la mia visibilità su Google utilizzando, direi fondamentalmente, raccomandazione a partire di aprile, un po' di ads in Facebook piuttosto che in Instagram. Devo sicuramente dimostrare con immagini, con commenti, eccetera, anche con filmati, l'esperienza che tu avrai nella mia struttura, con me, con il mio servizio, eccetera, eccetera, sul fatto che siamo diciamo, affidabili sull'aspetto della sanità e dell'igiene. E per concludere qualche consiglio. Dobbiamo di personalizzare i contenuti, sia i formati, canali, messaggi, eccetera. Facebook va bene per determinati segmenti, la famiglia, i baby boomers, diciamo dei 40 in su, mentre che tutto quello che è gente più giovane dobbiamo andare anche su Instagram. Devo lavorare bene con una logica, un piano editoriale di mix di messaggi che siano di tipo ispirazionale da una parte, ma anche divertenti dall'altra, perché in questo momento, per esempio, e lo avremo così
fino a febbraio o marzo, questo è il quadro della situazione, avremo ansia e preoccupazione. Pertanto un po' di messaggi divertenti, eccetera, ma anche informativi sono fondamentali. Dobbiamo sicuramente essere assolutamente disponibili alla conversazione con l'interlocutore al quale ci stiamo indirizzando. Dobbiamo sicuramente anche essere molto attenti a condividere e rispondere e essere presenti anche utilizzando hashtag di altri, della destinazione Sardegna, della destinazione locale, eccetera, eccetera. Devo di controllare cosa fanno, diciamo, i miei competitor, ma devo essere molto attento anche all'evoluzione della pandemia sulle diverse regioni o mercati che sono i miei obiettivi. E ovviamente devo di monitorare le performance, non tanto dei numeri alberghieri, sino le performance delle mie attività, della mia attività social, digital, eccetera, i KPI che io ricevo. Fondamentalmente questi sono alcuni, diciamo, degli elementi. Quello che dobbiamo di considerare è che dobbiamo di fare, per essere presenti nel mercato in un momento complicato come l'attuale, noi non possiamo far sì che come dire, si perda la nostra traccia. Il nostro cliente in realtà ritiene veramente poca attenzione. Noi dobbiamo essere costanti e essere giusti, adeguati per fare dei contenuti interessanti che possano in qualche maniera suscitare interesse e mantenere la relazione. Grazie per la vostra attenzione e ovviamente a disposizione per tutte le vostre domande. Molto bene Joseph, grazie, come sempre preciso, puntuale, hai dato una panoramica eccezionale davvero del content marketing, quindi ti ringraziamo. Insomma, ha sforato di 6 minuti. Sforato di 6 minuti, è vero, poi insomma gli tireremo le orecchie in privato. D'accordo, sì, ma esatto. sai, ci vede dopo le 7 con te, vai. Allora, abbiamo la terza sessione e parleremo di strategie digitali. Abbiamo con noi una persona che è un professionista di assoluto riferimento nel campo della docenza, ma nel campo dell'operatività, della consulenza diretta, è ovviamente un esperto di content marketing, ma con una attenzione, con un focus molto specifico sul turismo. Marco Volpe, a te la parola. Allora, mi sono smontato, riesco a mostrare le mie slide? Sì. Ok, vediamo. Perché qui siamo stati a lavorare con 6 monitor per riuscire a far vedere tutto. Dovremmo esserci. Vedete le mie slide? Sì. Ottimo. Allora, oggi è in giro in mezzo alla nebbia della Romagna a visitare cantine vinicole che vogliono entrare in contatto con gli ospiti che scelgono la nostra terra e lo facciamo con uno schema un po' particolare. È difficile che sia un intervento, un corso di Marco Volpe o una qualunque presentazione in cui non è presente questa slide. È il modello della captologia del professor Bisey Fogg dell'Università di Stanford. Se vogliamo ottenere il cambiamento del comportamento, cioè che qualcuno faccia un'azione che non ha mai fatto prima, dobbiamo fargli la domanda, quindi dargli uno stimolo nel momento in cui la sua motivazione e capacità di agire sono tali per cui ci dia una risposta positiva. Sembra una cosa scontata e nell'arco dei prossimi 20 minuti cerco di dimostrarvi che c'è tanto altro dietro e chiaramente, per quello che mi riguarda, oggi agiremo sulla leva della motivazione. E quando si deve costruire un contenuto di successo, la prima cosa è capire che cosa le persone stanno cercando. Joseph l'ha citato prima, lo citano in tanti continuamente, lo strumento principale da cui di solito si parte per un'analisi dei trend della domanda, di che cosa sta funzionando, è usare Google Trends. Purtroppo questo è uno strumento viziato dalla domanda interna. A fare la ricerca della parola chiave Sardegna sono principalmente i sardi, cioè le ricerche che cercano Sardegna come parola chiave avvengono per volume 100 dalla Sardegna, un 33esimo sono le ricerche che avvengono dal Lazio e poi abbiamo un 50esimo che è la Valle d'Aosta, che è sicuramente una popolazione molto meno rilevante rispetto a tanti altri luoghi. Il colmo è che tanto di questo dipende da che cosa stanno realmente cercando. Il secondo strumento che di solito si mostra quando si cerca di capire che cosa le persone stanno cercando è utilizzare Google Suggest, quella funzione di Google che mentre sei nella pagina di avvio di Google o comunque dovunque sia presente un modulo di ricerca di Google ti consente di iniziare a digitare delle parole chiave e lui poi ti suggerisce il resto. In realtà nel corso degli anni abbiamo visto come apparire in questa lista vuol dire dirottare tantissimo traffico. Purtroppo, e lo vedete adesso, io la ricerca l'ho fatta e l'ho rifatta pochi minuti fa, perché si cambiava, l'ho fatto qualche giorno fa e l'ho rifatta pochi minuti fa. E da qui le ricerche sono influenzate dal luogo in cui mi trovo. Se voi faceste la ricerca dalla Sardegna trovereste qui dentro
altre cose che vi cito tra un attimo, ma di sicuro al top trovereste Nuova Sardegna, quindi il fatto che uno va a cercare notizie su un quotidiano locale, e uno dei primi risultati sarebbe sicuramente una banca o un home banking del territorio. Quando una banca ha il nome di una regione o di un luogo, di un comune, ad esempio avviene con le banche di Rimini o le banche di Bologna o le banche di Milano, nei primi risultati ci sono quelli che vogliono connettersi all'home banking e che cercano l'indirizzo all'interno di Google. A volte lo hanno visitato, a volte lo hanno chiesto a Siri aprimi l'home banking, ecco, lo strumento fa una ricerca. C'è una cosa un pochino più complessa: se voglio costruire un contenuto di successo io ho bisogno di tenere presente quali sono le priorità delle persone di oggi. Allora, qui una priorità appare ed è evidente, Joseph ce l'ha citata in maniera chiara. La parola chiave del 2020 è stata sicurezza, sarà sicuramente anche quella del 2021. Ma sicurezza vuol dire, se mi vuoi convincere a venire da te, riporto l'immagine iniziale del modello della cartologia del professor DJ Fogg, se mi vuoi convincere a lasciare la sicurezza che vivo, devi promuovermi e propormi una sicurezza ancora più credibile di quella del mio divano di casa. Oggi uno dei drammi che viviamo è che se scriviamo contenuti che devono attirare l'utente, l'attenzione centrale deve essere focalizzata su comunicare sicurezza. È stato l'elemento centrale del 2020, sarà l'elemento centrale del 2021, accompagnata da qualcosa che vi racconto tra poco. Per cui nel momento in cui voglio spingere una persona a uscire dalla porta di casa per venire nella mia destinazione, gli devo raccontare che cosa mi accoglie, chi mi attende, cosa mi attende, come mi attende. Un contenuto di successo oggi deve gestire le obiezioni principali dell'utente nel primo o nei primi 2 paragrafi di contenuto. È inutile che noi scriviamo qualunque cosa che riguardi i bisogni dell'utente, i suoi desideri, i suoi interessi, se non teniamo conto di quelli che sono i filtri che ha nella testa. Paolo Barzacchiello, con i suoi libri diffusi in questo periodo, ma comunque partendo dagli studi del professor McLean degli anni 60, ribadisce che il nostro cervello ha 3 filtri. Il primo cervello, il cervello rettiliano, tiene come priorità garantire la sicurezza dell'individuo. Nel momento in cui io non comunico elementi di sicurezza e di attenzione, nel momento in cui io cambio il mio stato, gli altri 2 cervelli non entrano neanche in contatto perché il messaggio non passa e io abbandono la comunicazione. La priorità dell'utente è quello che nel corso degli anni abbiamo identificato, perché in agenzia ormai da 3 anni, ogni volta che acquisiamo un cliente, noi lavoriamo con circa 850 alberghi italiani, 450 concentrati tra le province della Romagna e il nord delle Marche, ma il resto sono sparsi in giro per l'Italia. Ogni volta che acquisiamo un cliente facciamo un questionario, chiediamo agli ospiti che hanno soggiornato negli alberghi negli ultimi 2 anni che ci rispondano a 5 domande. La prima è: cosa stavi cercando? E la maggior parte delle persone ci risponde che stava cercando relax. Nella testa di chi progetta un sito internet di solito relax è l'immagine sulla sinistra, nella testa del cliente che viene nelle nostre terre l'immagine relax è l'immagine di destra. E quindi già cambia questo concetto. Il colmo è che poi abbiamo altre 4 domande che ci danno invece una visione un po' più chiara di che cosa dovremmo andare a comunicare e come comunicarlo. Quindi chiediamo alle persone: cosa stavi cercando? Perché ci hai scelto? Cosa ti fa o ti farebbe tornare? C'è un'immagine, un suono, un profumo che ti è rimasto particolarmente impresso? E descrivi l'hotel o comunque la destinazione con 3 parole. L'obiettivo per cui facciamo questa domanda alla fine nasce da una citazione di Mark Twain che diceva: avrei voluto scriverti una lettera breve, ma siccome ho poco tempo te ne scrivo una lunga. La sintesi, la massima sintesi, richiede un percorso, un'elaborazione abbastanza articolata. Le 4 domande iniziali servono a capire il riassunto di quello che la persona vive e che gli resta, cosa gli resta una volta che ha lasciato la destinazione. Perché oggi, quando una persona si muove per andare a fare qualcosa in un luogo diverso da quello in cui si trova. In questo momento in cui stiamo progettando con alcuni clienti, con 1000 dubbi, ma comunque stiamo progettando le campagne di comunicazione per il Capodanno è un luogo un po' particolare, cioè non è un tempo, è un luogo particolare, perché ogni volta che chiedi a qualcuno cosa fate a Capodanno c'è l'andare lontano da. L'importante è che sia lontano da qui, non mi interessa dove, basta che sia in un altro luogo. Uno dei motivi per cui, non solo per Capodanno, ma per tante cose, chiedo ai miei clienti di non usare mai nei loro siti internet e nei loro contenuti: da noi ti trovi come a casa. Io non so che esperienza avete nella vostra casa, ma se a me dicessero che a casa, scusate, in vacanza o comunque in un altro luogo in cui sento di rilassarmi, la risposta
precedente, mi dici che sto come a casa e magari a casa io ho come vicina o addirittura sta convivendo con me per 1000 motivi mia suocera, sicuramente non è la mia idea di relax, non è la mia idea di vacanza. Quindi evitiamo di raccontare che la destinazione, il luogo in cui ci troviamo è come a casa. Raccontiamolo invece come, e qui EasyJet è sicuramente molto attenta in questa cosa, e io grazie EasyJet collega anche tutte e 3 le anime della Sardegna, in realtà chiaramente la Sardegna è di più, ma i luoghi di connessione che offre EasyJet adesso sono 3 luoghi della Sardegna, e a seconda di quello che nella destinazione è più attivo, è più vivace, è più frequente, è più raccontato dagli ospiti che vivono quella zona, EasyJet propone dei luoghi differenti. Non so se conoscete l'app di EasyJet, ad esempio, una funzione stupenda, quando l'hanno inventato ho detto siete veramente dei, scusatemi il termine molto forte, ma fottuti geni, perché è possibile, quando vedi le foto di Instagram di qualcuno, fare lo screenshot della foto di Instagram, caricarla nell'app di EasyJet e lui ti indica quali sono gli aeroporti di partenza e di arrivo più vicini a quel luogo. Quindi non ti dice soltanto dov'è, ma ti dice anche quanto è facile grazie a EasyJet. Quando raccontiamo la destinazione, oggi la priorità nei contenuti, nella narrazione, in ogni modello che utilizziamo, e oggi molto del content marketing è video, quando andiamo a raccontare una cosa dobbiamo raccontare la semplicità di accesso. Quindi nella destinazione c'è qualcosa che si può fare. Negli ultimi anni, ma non è una cosa dei tempi del new normal nato a febbraio, ma è una cosa che negli ultimi anni è cresciuto sempre di più, è la componente di attrazione di grande valore che ci offre l'enogastronomia. Il dramma è che molte volte l'enogastronomia proposta e l'enogastronomia percepita di una destinazione sono completamente differenti. Oggi se io chiedo a Google, mi dici quali sono i piatti tipici della Sardegna, quali sono le bevande tipiche della Sardegna, lui mi propone una serie di elementi che di sicuro non vanno a valorizzare la destinazione e che non mi consentono di creare anche una connessione emozionale, quando poi una persona entra a contatto con diversi di questi elementi, che abbiano il valore di riattivare lo strumento di marketing più potente in assoluto, che è la nostalgia. Noi abbiamo bisogno di costruire qualcosa che dal punto di vista percettivo, gusto, olfatto, tatto e poi chiaramente anche per quello che riguarda la vista, devono riuscire a raccontarmi il valore di un territorio nel momento in cui io non mi trovo nella destinazione, per riattivare il desiderio di vivere in pienezza nel luogo in cui mi trovo. Io ho degli amici che hanno veramente preso un aereo per andare in Sicilia a mangiarsi un cannolo siciliano vero, dopo essere rimasti delusi da tantissimi cannoli che avevano vissuto in passato. Quando ho smesso di mangiare carne alla nascita di mia figlia 8 anni fa, mi ero detto mi mancano ancora nella lista da provare, avevo già una discreta età, oggi ne ho 45, quella volta avevo 37 di anni, mi manca ancora da provare il bue grasso di Carù e il kebab vero, perché quello che vivevamo qua secondo me era una delusione. Quando sono stato l'anno scorso in viaggio per festeggiare il 10 anni di matrimonio con mia moglie in Turchia, sono dovuto andare a assaggiare il kebab e rimasto deluso dal kebab. Molti mi hanno detto Marco, ma il vero kebab lo mangia a Stoccarda oggi, non più a Istanbul. Cioè, purtroppo oggi anche chi porta fuori dalla destinazione la narrazione del gusto, e molte volte lo fa con un effetto di nostalgia che non riesce più a vivere in pienezza neanche nella destinazione. Quali sono le vere eccellenze che lasciano la traccia dopo che sono state gustate e vissute? Quali possono essere trasportate e utilizzate come elemento di narrazione? C'era un antichissimo spot, dico antichissimo anche se l'ho visto che ero già probabilmente adolescente, dei Vini Galassi della Romagna, in cui dentro una casa di campagna con tanti bambini, cani, gatti che si muovevano dentro la casa, una persona che probabilmente veniva dalla città perché indossava una camicia, diceva buono questo vino, bisogna che me lo segno, e apriva quello che era una volta il luogo degli appunti. Prima di Evernote, quando si prendevano gli appunti, si apriva una scatola di fiammiferi e ci scriveva sopra qualcosa. E invece il proprietario di casa diceva te lo do io il promemoria, e gli dava in mano una bottiglia di vino. Ecco, oggi che cos'è l'ambasciatore che una persona può portare a casa per narrare un territorio? Tenendo conto che anche in periodi normali, oggi, se una persona prende un aereo, per imbarcare una bottiglia di vino è costretta ad imbarcare il bagaglio, mentre molte persone, scegliendo di viaggiare low cost, scelgono di utilizzare il solo bagaglio a mano e quindi non possono portare questo strumento di evangelizzazione sul territorio. E poi pensavamo che fosse stato spazzato via dall'ecatombe che ci ha colpito tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo,
E invece oggi nei contenuti siamo obbligati a utilizzare tutta la comunicazione che riguarda il green e l'ecologia. Questa è la prima pagina del sito di un mio cliente con cui abbiamo fatto un'attività di comunicazione molto forte negli anni, che lo ha portato al primo posto su TripAdvisor nella destinazione, accanto a realtà molto più strutturate sia nel rapporto che nell'attività, e tenendo conto che questo mio cliente apre il 25 di maggio e chiude il 10 di settembre in un anno normale. E da loro, ad esempio, quest'anno, oltre ad aver indicato che ricordi di un'estate fa, presto torneremo vicini come in questa foto, quindi non abbiamo stravolto il sito per dire siamo in tempi in cui questa immagine dovrebbe essere con la mascherina, ma addirittura abbiamo aggiunto bollini e immagini verdi per raccontare ancora di più come dentro questa struttura l'attenzione all'ecologia è forte. Accanto a Stefano, il ragazzo più alto con la maglietta blu, c'è addirittura un'immagine di un magazine che è Family Green Hotel, che serve proprio a comunicare che c'è un'attenzione all'ecologia e al rispetto dell'ambiente rivolta anche a una clientela familiare. E questa struttura non ha mai avuto ospiti stranieri. Il 100% della clientela di questa struttura, anche in tempi pre-Covid, era italiana. L'attenzione all'ecologia e al rispetto dell'ambiente è enorme per chi si muove da casa. Diventa un elemento, quindi, tutte le volte all'interno dei testi che i clienti mi sottopongono, che prepariamo per loro. Per me è fondamentale oggi andare a mettere un accento green, che sia l'inquadratura all'interno del video, dei bidoni della differenziata dentro le stanze nei corridoi, che sia la comunicazione che utilizziamo acqua mineralizzata, che comunque stiamo attenti a che cosa succede, ma diventa fondamentale per noi comunicare l'attenzione all'ambiente. È vero che in questi periodi in cui continuiamo a vedere in giro bottiglie di plastica biodegradabile messe nei bidoni corretti, ma mascherine abbandonate dovunque, e nei periodi in cui eravamo costretti a indossarli ogni volta che trovavamo in un supermercato guanti di plastica che volavano dovunque, è determinante per noi raccontare comunque l'attenzione a chi verrà dopo. E chiaramente nei contenuti ci deve essere anche un'attenzione a chi è venuto prima. Qui ho indicato un radio, ma avrei potuto mettere qualunque elemento che riguarda storia e cultura. Ho preso uno screenshot dalla pagina del sito dell'UNESCO che cita l'inserimento dei nuraghi o nuraxi, parlo con la S romagnola, quindi rischio di fare degli errori anche solo nella comunicazione, però per dire che quando comunichiamo un luogo, una destinazione, un territorio, ma anche semplicemente un piatto della cucina tipica, diventa fondamentale raccontare da dove viene, qual è la sua origine, quali sono stati gli elementi che hanno portato alla scelta di alcuni elementi piuttosto che altri. Tutto questo perché abbiamo bisogno di costruire una relazione fornendo agli ospiti delle storie da raccontare a casa. Perché, e qui non ho messo nessuna immagine, noi abbiamo bisogno che i clienti tornino ancora e ancora. Il costo di acquisizione di un cliente, io misuro per la maggior parte dei miei clienti in cifre folli, che lasciano tutte le volte stupiti, ma poi ci mettiamo lì con un pezzo di carta e una penna e li ricostruiamo e arriviamo a quelle cifre, è un costo che difficilmente riusciamo a recuperare con il primo soggiorno di un ospite. Abbiamo bisogno che o lui torna, e torna più volte, oppure ci manda qualcuno senza che dobbiamo acquistarlo attraverso il classico customer journey, con tutte le sue fasi, e quest'anno tempi di comunicazione telefonica difficilmente gestibili da qualunque struttura. Qualcuno all'inizio mi chiedeva di togliere il booking online perché era un elemento che riduceva i tassi di conversione in termini generali. Alla fine ci siamo resi conto di qual è il costo di gestione di una vendita telefonica. Quest'anno in cui la telefonata media superava i 12 minuti. E noi abbiamo bisogno di ospiti che tornano ancora e ancora. E per riuscire a farlo, provo a riassumere, comunichiamo all'interno dei nostri testi sicurezza, e lo facciamo possibilmente tenendo conto che chiediamo a una persona di lasciare il divano di casa, la copertina e la sicurezza degli ambienti che ha. Comunichiamo chi e come lo accoglie, comunichiamo il relax che lo attende e la possibilità di vivere un'esperienza diversa da quella che è il suo ordinario, perché non obbligatoriamente relax vuol dire non far nulla. Ricordo il caso in cui abbiamo iniziato a lavorare con il mercato norvegese sulla Sardegna, e per loro la destinazione era prendere lo zaino la mattina e andare a perdersi in mezzo alla campagna e alle pecore, perché di mare ne avevano già abbastanza a casa loro e non era l'elemento d'attrazione. Lo facciamo raccontando la destinazione come luogo che tiene conto della diversità di culture. Non possiamo pensare di raccontare a un ospite il contenuto di successo facendo una traduzione letterale del contenuto. Dobbiamo fare una versione per il mercato. Quindi che cosa raccontiamo per il mercato russo rispetto a quello tedesco o a quello norvegese piuttosto che italiano cambia.
perché oggi parlare di enogastronomia in Italia ha un'accezione, vuol dire 3 portate, vuol dire che c'è un abbinamento tra cibi e bevande, mentre per molti mercati vuol dire un piatto solo e difficilmente l'abbinamento che abbiamo in testa non funziona. L'esempio classico del tedesco che vuole lo spaghetto con il ragù, che è impossibile da trovare in Italia, perché lo spaghetto alla bolognese lo trovi solo all'estero, abbinato con il cappuccino, è una cosa che nella cultura italiana non è adeguata. Rispettiamo l'ambiente nella comunicazione e nell'attenzione, utilizziamo dove è possibile addirittura il verde come colore per comunicare questa cosa, teniamo conto di quella che è la storia, l'attenzione e le origini che ci hanno portato qua, ricordandoci sempre che dobbiamo tenerlo ancora. E per lasciarvi in testa questo messaggio ho fatto in modo che fosse costruito citando una terra piena di luoghi di attrazione e di persone straordinarie da incontrare. Grazie Marco. Grazie. Abbiamo una domanda per te, se abbiamo ancora qualche istante. Puoi stare ancora qualche istante con noi? Sono tutto vostro. Perfetto. Una domanda tecnica sul tasso di conversione, sul conversion rate. Alcuni operatori ci segnalano che nonostante i loro sforzi sui social, i risultati non sono immediati. Che cosa succede? Che consiglio gli potresti dare? Allora, come accennavo prima, oggi acquisire un cliente ha un costo enorme. Nel caso della Riviera Adriatica di Romagna, acquisire un cliente, portare un ospite dentro un albergo che non c'è mai stato prima, ha un costo medio che va tra i 240 e i 280 euro. C'è dentro una serie incredibile di contatti. In un panel recente che ho fatto con l'Università di Oristano legato al canale di acquisizione del traffico per il mondo del vino, citavo come se una donna che deve scegliere la destinazione addirittura visita 17 siti prima di scegliere il luogo di destinazione, passa dal sito ufficiale dell'albergo anche 7 volte prima di confermare. Quindi non possiamo considerare che il social network non è un canale che converte, magari è un canale che non sta in gergo tecnico alla fine del funnel, alla fine del processo d'acquisto, ma è in una fase più ispirazionale, in una fase di contatto, in una fase di stimolo. È chiaro che i contenuti che nascono per le attività social dovrebbero essere costruiti anche con un'analisi di costo e di effetto dentro una strategia più ampia. Per parlare di un tasso di conversione ragionevole, io vedo come alcuni miei clienti che usano strumenti CRM evoluti, che fanno uso pesante di marketing automation e di linguistica persuasiva, possiamo arrivare anche a una conversione del 18% rispetto al numero di visitatori che ha una pagina di conversione collegata a una campagna social, ma nella stragrande maggioranza dei casi stiamo sotto il 10%. Quest'anno tutti i tassi sono stati più che dimezzati, falcidiati, da una serie di ansi di acquisto notevolmente superiore. Meravigliosa introduzione, tanti temi centrali nel content marketing. Io quello che mi sono ritrovata in questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane a dire spesso ai miei clienti, in vista della prossima stagione, è che a marzo-aprile avevamo davanti un rush, mancava poco, si trattava di capire come sarebbe andata, non scomparire, e questo vale ancora, e poi comunque diciamo avevamo una corsa breve verso la nuova stagione, verso la riapertura. Adesso siamo davanti a un lungo percorso da qui a marzo, aprile, le incognite sono ancora tante, avremo davanti clienti come dire, molto più sensibili sicuramente ad alcune leve, per esempio quella del prezzo, molti più sensibili a un altro tema, okay, che vi porterò fra poco. Intanto però il concetto centrale, e qui mi rivolgo soprattutto agli operatori, anche ai piccoli e medi operatori, parlando di content marketing è necessario mettersi nell'ottica di arrivare pronti alla stagione facendo in questi mesi una maratona. Quindi questo che cosa significa? Significa, per esempio, dosare le energie. Ci sono sicuramente tra di voi operatori che hanno spento a fine stagione. Attenzione, perché se negli anni scorsi questa cosa, non dico che non era una best practice, ok? Quindi lo smettere di postare su Instagram, su Facebook, sui canali che presidiate di solito in relazione al profilo dei vostri clienti. Quindi non era una totale best practice, diciamo, neanche degli anni scorsi. C'è un microfono aperto?
Yes, adesso è chiuso. Lo è ancora meno quest'anno. Perché? Perché se negli anni scorsi, come dire, c'era soprattutto in alcune destinazioni il cliente di ritorno fedele, adesso questa situazione Covid ha rimescolato le carte. Quindi la prima indicazione è non scomparite, quindi continuate una frequenza di posting che vi permetta di rimanere in contatto con chi già vi conosce, un piccolo budget per costruire delle audience su profili che, con le informazioni che abbiamo ad oggi, perché nessuno ha la sfera di cristallo, no? Abbiamo degli scenari davanti, ce n'è più di uno. Mantenete relazione e ampliate man mano. Per chi invece ha una frequenza di posting, diciamo, battente, no? Io ho alcuni clienti che dicono, ma no, noi non vogliamo lasciar perdere il fatto di avere ogni giorno un numero di stories su Instagram per far vedere, anche se non è alta stagione, quello che stiamo facendo. Dosate le energie in questo caso. Perché? Perché sarà difficilissimo avere contenuti fino alla fine, fino a, diciamo, alla riapertura della stagione, e soprattutto io dico dosate le energie perché se ci sarà da accelerare è meglio avere forza, budget, contenuti originali di qualità, che significa foto, che significa video, nella parte in cui ripartirà la curva. Maratona significa anche trovare delle modalità, appunto, sempre per rimanere efficienti, e qui cambiano da operatore a operatore, da destinazione a destinazione. Me ne vengono in mente comunque, e ve ne cito due. La prima è amplificare i cosiddetti, un'etichetta un po' vecchia, ma insomma capiamoci, user generated content, quindi contenuti generati da chi? Dai vostri ospiti, dagli ospiti, come dire, nei mesi scorsi, sollecitare il fatto che gli ospiti rilancino memorie del soggiorno da voi, rilancino materiale che comunque racconta la vostra struttura e la vostra destinazione. Quindi accanto a contenuti prodotti da voi, scattati, video, tutto quello che insomma va attorno al cappello di contenuto, contenuti generati dagli ospiti, dagli utenti, e un altro alleato per questa corsa sono i contenuti delle community che avete attorno. In Sardegna, ma in tantissime destinazioni, ci sono per esempio community da Instagrammers, insomma ce ne sono diverse che producono contenuti buoni, interessanti, verificate le policy di condivisione, ma amplificate il loro lavoro. Perché? Perché questo permette da un lato di fare gioco di squadra e dall'altro di poter avere contenuti di qualità, quindi risorse, da proporre, da far girare, anche senza investire direttamente risorse prodotte direttamente da voi. E qui appunto mi riferisco soprattutto a strutture che non hanno enormi budget, e so che spesso il tema è proprio quello. Il contenuto è una cosa meravigliosa, però costa tempo, oppure costa risorse, che sia il tempo di generarlo, crearlo, distribuirlo, oppure il budget di qualcuno che lo fa professionalmente. Quindi qui davanti a questa corsa è un alleato imprescindibile, perché come hanno raccontato i colleghi che mi hanno preceduta, naturalmente adesso uscire e fare promozioni di prezzo o insomma andare con una comunicazione commerciale, oltre a essere controproducente, è proprio pericoloso, perché si è stonati rispetto al sentimento, diciamo, delle persone in questo momento. Il contenuto mi aiuta ad essere presente, a promuovere comunque ciò che ho e a farlo in maniera, dico io, elegante. Quindi ricapitolando, vedendo un percorso lungo è dosate bene, che significa non smettete in alcuni casi, oppure diluite in modo da avere abbastanza forza per arrivare alle porte del riavvio della stagione. 2, valutate user generated content, quindi attingete dove possibile e amplificate contenuti proposti dai vostri ospiti delle stagioni precedenti. User generated content, in questo caso, e community generated, quindi chi c'è attorno alla vostra struttura, alla vostra attività. Questo è il primo passaggio. Poi, numero 2, torno su un tema che abbiamo tutti molto a cuore. Perché?
perché non so se capita anche a voi, penso che capita a tantissime persone, quando vediamo un film dove c'è una sala affollata, ci sono tantissime persone, una strada, no? Immaginiamoci le strade di Tokyo, le strade di New York, con tantissime persone ammassate una all'altra, il nostro cervello dice: che cosa stanno facendo? Sono troppo vicini. Quindi questa abitudine che abbiamo di tornare a valutare con gli occhi di oggi quello che per esempio è la scena di un film, no? Con le abitudini che abbiamo acquisito in questi mesi, e questo avrà un impatto anche su come il nostro cervello, come anticipava Marco prima, processerà la presentazione di una sala colazioni, la presentazione visuale ma anche testuale. Ecco allora che il mio invito qui è, quello che io vedo è che ancora tanti siti hanno la pagina Covid, quindi la pagina in cui si spiega quelli che sono i protocolli applicati e tutto quello che riguarda il tema, no? Quindi protocolli, cosa facciamo, che cosa ti promettiamo, eccetera. Sono d'accordo, mai promettere Covid free. Abbiamo visto che è stato, se non altro una promessa poco fedele. Quella pagina di sicuro va aggiornata, niente fossili. Spesso in quella pagina ci sono ancora testi che sono del mese di marzo, quindi si parla ancora di stiamo riaprendo, quindi uno va presa in mano e riaggiornata. E due, il tema di essere sicuri deve diventare distribuito, mi concentro per adesso sul sito, distribuito in maniera omogenea e intelligente, se parliamo del sito, su tutti i punti del sito in cui presento servizi o prodotti. Vi faccio un esempio. Se ho un ristorante, nella pagina in cui presento la sala del ristorante, controllate, perché a volte in quel caso il servizio fotografico è di 3 mesi fa e la sala ristorante è piena. Adesso questo messaggio qui, con le informazioni che abbiamo ad oggi, poi magari arriverà un miracoloso vaccino, ma insomma possiamo essere ottimisti. Quella foto lì, attenzione, quindi fate una valutazione non solo della pagina safety, compliance, eccetera, eccetera, ma di tutta la narrazione visuale in prima linea, perché è quella che arriva subito. Vi facevo l'esempio del film, lì c'è una cosa che ci butta all'indietro. Se questo lo presento in un momento in cui un cliente potenziale sta scegliendo se venire o meno in vacanza nella mia struttura, chiaramente ha il suo impatto. Quindi rivalutate la parte di foto, la parte di video, la piscina gremita, insomma, nella migliore delle ipotesi non è un'immagine fedele di ciò che potrete dare, ma anche i testi. E qui il passaggio, duplice. Da un lato spiego che cosa sto facendo, quindi ecco, qui il passaggio fondamentale è devo rassicurare, non devo spaventare. È un passaggio sottile, quindi quello che non vi sto dicendo, mettete in home page la foto di uno dello staff che misura con un termoscanner la temperatura all'ospite, non è quella roba lì, ne abbiamo vista abbastanza, non ne vogliamo vedere in un concetto di vacanza, che deve essere sicura ma piacevole. Quindi spiego che cosa, anche con le parole, ti do come servizio per trasmetterti sicurezza. Quindi ti posso dire che le camere sono sanificate con XY, ma non devo andare nel dettaglio medico, tecnico. Prima ancora però rileggete, ripassate tutti i contenuti del sito, testi, immagini, video, con questi nuovi occhiali. Quindi trasferisco sicurezza in quel momento? Sicurezza, non paura o insicurezza dall'altro lato. Questo vale per il sito, naturalmente, ma è un concetto che devo trasferire anche in tutta la parte di social media, chiaro? Perché? Perché è da lì che insomma, è uno strumento che fa gioco di squadra. Mi permetto di tornare sulla domanda prima a Marco, no? Tante persone dicono che i social media non hanno un buon ritorno, una buona conversione.
In molti casi perché sono fatti in modo non corretto, sono usati con una modalità che non è quella per cui sanno dare il massimo. Mi aspetto magari di poter ricevere prenotazioni da lì e forse, dico forse, o meglio, per come vengono usati molte volte, è la cosa che sono meno bravi a fare. È ancora qualcosa, con l'advertising si riesce a essere molto più efficaci, però spesso quello che io vedo è proprio che l'aspettativa che è un po' sballata. Quindi diciamo, l'operatore, l'albergatore mi dice abbiamo pubblicato le foto della piscina su Facebook ma non sono arrivate prenotazioni. Difficilmente le prenotazioni arrivano perché hai pubblicato la foto della piscina. Quindi il passaggio è rifare questa, come dire, rimappare il ruolo dei social media nel customer journey. E in questo caso utilizzarli per trasmettere naturalmente anche qui messaggi, in questo caso soprattutto video e immagini, che trasmettono sicurezza senza, faccio vedere la camera bella, ben allestita, non faccio vedere la persona con, diciamo, la mascherina, lo scafandro che disinfetta. Ok? Quindi il secondo passaggio è sicurezza, da un lato distribuito come messaggio su tutto il sito e dall'altro anche nei social media. L'ultimo dei 3 temi centrali è quello dell'agilità. Che cosa significa agilità? Avremo molto probabilmente un andamento che sarà davvero collegato, un po' come è stato anche l'estate scorsa, a momenti di apertura, momenti di nuovo chiusura parziale di alcuni territori che possono o meno essere quelli, diciamo, di riferimento per gli ospiti. Quindi che cosa dobbiamo essere pronti a fare? Dobbiamo essere pronti a accelerare la produzione e la distribuzione dei contenuti quando si aprono delle finestre di prenotazione. Perché? Perché dalla Germania o dalla quella particolare regione italiana si può viaggiare, e allo stesso modo decelerare quando invece la situazione richiede, diciamo, meno pressione. Perché? Perché nella migliore delle ipotesi genererò views, viste, magari a pagamento, ma sarà difficilissimo generare prenotazioni, semplicemente perché le persone vorrebbero viaggiare, ma in quel momento non prenotano. Perché? Perché c'è comunque una situazione di grande incertezza. E questo, in uno scenario che ci possiamo attendere, come l'estate scorsa, di prenotazione molto sottodata, capite che fa la differenza. Quindi, più contenuto, che significa maggiore pressione di pubblicazione nei social media, con rispettivo budget per la distribuzione, è un discorso molto ampio, ok? Però lo voglio citare. Uno dei motivi per cui spesso i social media sono accusati, tra virgolette, di non funzionare è perché ciò che non funziona è la parte di campagna a pagamento, cioè quello che ormai è necessario metterci come budget per distribuire le foto magari o il video meraviglioso che avete pubblicato. Quindi qui devo agire come se avessi una macchina veloce in cui posto di più, spingo di più con l'advertising, oppure decelero. Perché? Perché lo scenario lì fuori è cambiato in modo molto veloce. Allo stesso modo... Dimmi, Robert. Intervengo perché dalla regia mi stanno mandando dei messaggi. Siccome Gianluigi aveva un paio di domande sia dalla rete, stanno seguendo con tutti, che con grande attenzione ai tuoi interventi. Vediamo se c'è tempo per la chiusura, però ci piaceva, Gianluigi, se puoi fare 2 sollecitazioni a Miriam, che così mette dentro la risposta ma anche la chiusura del suo intervento. Sì, un paio di considerazioni venivano fatte. Prima fra tutti, un po' anche trasversale agli altri interventi, era legato a quanto si ritornerà a una normalità, cioè quanto si riuscirà a trovare una normalità nel turista, nel riprovare ad avere piacere, insomma, di viaggiare in destinazione. E un'altra sollecitazione interessante è quanto in questa fluidità appunto di domanda e di offerta sarà necessario essere presenti con quali strumenti. Mi immagino i dati, ma magari ci puoi aiutare un po' a dare qualche suggerimento agli ascoltatori.
Ok, ma allora il primo passaggio, la prima domanda è: piacerebbe anche a me saperlo, ok? Quando potremo tornare a viaggiare con normalità, tra virgolette? Quello che possiamo già sapere, ma che ci dicono tutte le ricerche in ambito turistico, ma non solo, che la normalità che avremo sarà diversa da quella che avevamo tempo fa. Cambieranno, sono già cambiati i nostri comportamenti. Io quello che mi immagino è una riapertura graduale. Come abbiamo avuto una chiusura che è stata graduale, ci sarà un graduale ritorno alla normalità, e quello che ci possiamo aspettare è che l'estate prossima sia ancora oscillante. Scusami, forse non mi sono espresso bene. Intendo, sarà veramente una necessità ritornare a quella vecchia normalità, o forse dovremmo immaginare e progettare una nuova normalità e quindi anche un nuovo prodotto? Questo è un po'... Sì. Allora la risposta è che anche se volessimo tornare alla vecchia non ci torneremo, perché nel frattempo siamo cambiati, ok? E quindi sì, di conseguenza alcune cose che hanno, per cui siamo diventati più attenti, vedi il valore dell'esperienza, il valore della... appunto, di tutto ciò che va sotto il cappello di sicurezza, quello rimarrà, e di conseguenza va rivista anche l'offerta, a mio avviso. Per la seconda domanda, invece, il tema del come faccio ad essere così flessibile, qui è centrale il dato. Devo avere i dati per sapere che cosa succede, e dati significa sia dato, diciamo, informazione, no? Sapere quando quella destinazione si apre o quando invece c'è un aspetto normativo per cui invece da lì so che non arriveranno persone, e dall'altro lato è poter avere dati che sono per esempio i dati di ricerca. Una destinazione dell'Alto Adriatico con cui collaboro, questa cosa l'estate scorsa, che era partita malissimo come numeri, e poi sappiamo che insomma invece è decollata, è stata comunque, come dire, una stagione salvata, non la migliore ma salvata. Abbiamo usato moltissimo la possibilità di avere dati di trend di ricerca dal portale di destinazione per capire dove si stava attivando l'interesse, in quali paesi, in quali regioni, in particolare dell'area tedesca per loro, e quello lì è stato, diciamo, è stata la base di informazioni che abbiamo utilizzato per dire: bene, decelera di qua perché sono in mini lockdown, accelera budget advertising di qua, perché da qui c'è interesse e possono anche convertire con una prenotazione. Quindi il dato più non si può ragionare come facevamo prima, sullo storico, ok? O sul fatto che tanto arrivano comunque, e più bisogna avere dati per guidare le decisioni. Perfetto, l'importanza dei dati quindi è strategica. Ok, chiudiamo. Robert, se hai qualche considerazione, ovviamente... No, io ringrazio molto Miriam, la invitiamo magari a rimanere un altro quarto d'ora, perché magari c'è un'altra domanda che abbiamo su un taccuino che dobbiamo... Sono scatenati, quindi abbiamo un po' di domande dopo. Bene, grazie Miriam, ripassiamo la parola alla regia quindi. Grazie. Grazie a Miriam Bertoli, grazie a Gianluigi Tiddia e naturalmente a Robert Piattelli. Adesso passiamo alla quinta sessione, Antonio. Abbiamo una tua collega dell'Università di Cagliari, la professoressa Elisabetta Gola, docente di teoria dei linguaggi e della comunicazione. Passiamo la linea a Max e Maria Assunta Fodde, che saranno loro a dialogare con Elisabetta. Grazie, siamo in diretta su Radiolino, lo ricordiamo per coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in FM e anche in streaming, per gli amici che ci vedono in Facebook e anche sul sito internet. Noi vi vediamo tutti e, come dicevo prima, è bello sentire che siete tutti sul pezzo, è bello sentire che ognuno di voi può dare delle indicazioni su una grande ripartenza della Sardegna, e noi ce l'auguriamo vivamente, essendo poi io, prima che uno speaker, oggi un imprenditore, mi auguro che tutto funzioni per il meglio. Maria Assunta Fodde, tu volevi fare una domanda alla dottoressa Gola. Sì, abbiamo sentito da Marco Volpe che uno dei canali privilegiati in questo prossimo futuro sarà WhatsApp e insomma, altri canali digitali dove la comunicazione si semplifica tantissimo. E allora volevamo capire insieme a te
come cambierà, come deve cambiare la comunicazione rispetto all'evoluzione del linguaggio? Intanto buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie mille per questo invito, il dibattito è stato interessantissimo. Ovviamente abbiamo sentito anche prima quanto sia veloce e rapida l'evoluzione dei media e quindi anche i contenuti e i linguaggi non possono restare gli stessi. Io non parlerei tanto di semplificazione quanto proprio di evoluzione e di trasformazione. È vero che se andiamo a vedere i messaggi scritti, essendo i social piattaforme di messaggi brevi, e in generale, anche essendo una buona prassi, la semplificazione è sacrosanta, però se andate a guardare i messaggi, per esempio, delle storie di Instagram o i video di TikTok, che sono forse la grande novità dell'ultimo periodo, frequentati dai più giovanissimi, un target molto importante anche per il turismo, noterete che i messaggi sono sincretici e quindi tutt'altro che semplici, mettono insieme immagini in movimento, testi scritti, citazioni, video con un format specifico, per esempio quelli brevi, sempre comici che si ripetono in loop, sono messaggi in cui tra l'altro anche noi esperti avremmo delle difficoltà a entrare usandoli e riproducendoli, per cui li dobbiamo principalmente ascoltare e cercare di fare comunicazioni che non siano tanto semplici, ma che coinvolgano in maniera partecipata in primis i destinatari. Quindi penso che bisogna ascoltare sempre tanto la rete da quando lavoriamo con questo tipo nuovo di canale digitale. Scusate, ci sono delle indicazioni che puoi dare in maniera molto pratica a chi deve costruire un contenuto digitale? Cosa adottare, insomma, quali tecniche adottare di comunicazione? Allora, le tecniche sono state esposte davvero in maniera molto esaustiva da chi mi ha preceduto, sia da Joseph che da Marco Volpe. Quindi io, dal mio punto di vista, affronterei la questione da un'altra prospettiva. Più che di tecniche si tratta di apprendere proprio un'abitudine forse a comunicare, modificando un po' i nostri paradigmi standard del modello advertisement. In questo senso, intanto l'orientamento al destinatario è stato già esaminato, non insisto, però quello che non sfruttiamo abbastanza, per quello che posso osservare, è l'approfondimento sul contenuto che si vuole comunicare rispetto al territorio. Cioè è chiaro che chi offre il servizio conosce benissimo la sua struttura, però nel momento in cui noi vogliamo coinvolgere, come è stato detto, dal punto di vista emotivo, senza interrompere la comunicazione, rinsaldando i rapporti, allora dobbiamo proprio cambiare un po' strategia generale, pensare sempre al nostro destinatario come a una persona che se vogliamo in qualche modo, di cui se vogliamo in qualche modo conquistare la fiducia, dobbiamo anche verso questa persona avere un atteggiamento leale e profondo, quindi conoscere i contenuti bene relativi al territorio, quindi conoscere le destinazioni in senso lato, non solo la destinazione, il mio albergo, il mio ristorante, ma un territorio che è fatto di tanti aspetti, tanti servizi, tanta cultura, tante possibilità, e mettere questi contenuti e conoscenze in rete attorno a dei racconti, a delle narrazioni che non siano letterali, ma si appoggino all'immaginario, a quello che le persone si aspetterebbero e alle cose che in una giornata tipo di una persona che viene a visitarci potrebbero riempire non soltanto come riempitori di un contenitore, ma proprio anche di alimentazione di una esperienza. Ecco, in questo senso la comunicazione può far tanto. Anche in assenza della
fisicità del viaggio. Ho una domanda io di un ascoltatore che ci scrive dal Lago Maggiore, quindi fuori dalla Sardegna, che vi dice a tutti, lo dice a lei, dottoressa, in particolare, non cambiate troppo della Sardegna, perché noi che veniamo da fuori la amiamo così. Infatti questo è importantissimo, cioè quando dicevo profondità di conoscenza mi riferivo proprio all'identità. Non dobbiamo tradire quello che siamo, ma non dobbiamo neanche solo comunicare per stereotipi, perché questo non ci rappresenta abbastanza. Quindi ha ragione l'ascoltatore che ha fatto la domanda. In Sardegna si viene perché è la Sardegna, quindi questa non dobbiamo cambiarla, sarebbe un errore drammatico. Invece dovremmo far conoscere le cose che non conosciamo neanche noi per primi qualche volta. Dobbiamo costruire dei team che siano in grado di fare questo, progettare delle narrazioni. Questo sarebbe davvero un impulso enorme, secondo me, alla promozione di un territorio, di cui poi si beneficeranno anche a cascata tutte le imprese. Anche con una collaborazione di ampio raggio, no? Tra università, imprese piccole, imprese grandi, start-up, esperti di lingua, esperti di archeologia. Sarebbe davvero un modo diverso di lavorare anche a distanza, e questo sarebbe anche una buona eredità da prendere e portare a casa dopo la pandemia. Come possiamo utilizzare la nostra cultura della lingua, del linguaggio, per arrivare al destinatario? Cioè come dobbiamo cambiare la comunicazione in questo senso? Cioè che lingua usare nella nostra comunicazione? È una domanda che richiederebbe una risposta articolata, però per essere brevi è chiaro che l'italiano non ci basta. A noi sardi non ci basta in due sensi diversi. Un po' le persone sono molto curiose anche della nostra di lingua e non la usiamo abbastanza. Per esempio sarebbe bello avere una scheda per ciascun paese in cui venisse illustrato all'origine e significato del nome, nomi che suonano esotici a chi non è autoctono. E poi se vogliamo invece rivolgerci a pubblici che non parlano l'italiano, dobbiamo necessariamente andare noi verso la loro lingua e non aspettarci che leggano sulle nostre piattaforme social i nostri messaggi postati in italiano, perché non li capiscono, non li capirebbero. È stato già detto anche questo, no? Perché naturalmente dietro la lingua c'è anche una cultura, perciò anche proporre un contenuto in una certa lingua significa trasferire anche un approccio. Vogliamo chiederti, Elisabetta, hai qualche profilo che può servire ai nostri operatori o qualche link da suggerire da seguire come case di buone prassi? Allora, a proposito della lingua, mi ricollego, potrebbe essere interessante andare a vedere dei profili, adesso alcuni, quello su Instagram non c'è più, però c'erano due ragazze molto giovani che facevano promozione della Sardegna in Giappone, e nei loro profili alcuni post, alcuni contesti e alcuni commenti erano proprio in giapponese, si chiamavano Giappe Sarde. Se fate una ricerca su Google le rintracciate. Una coppia di influencer molto interessanti sull'enogastronomia sono i Jap Advisor, che promuovono la cultura culinaria giapponese in Italia e hanno 25.000 followers. Li cito perché in Sardegna ci sono tanti casi di profili davvero interessanti da seguire, ma non raggiungono assolutamente numeri così elevati. Forse perché appunto non si riesce a varcare un po' i confini di un certo pubblico. Però ci sono casi di eccellenze come il Cammino di Santa Barbara, che invece sta diventando un esempio a livello nazionale, quindi anche il loro percorso è molto interessante da seguire. Una delle cose più importanti è non aprire profili social per se stessi, ma per parlare con le persone che li leggono. Ecco, grazie dottoressa. Allora, noi ridiamo la linea brevemente a Lucio, perché così potrà far ruotare ancora
e i suoi ospiti, ma ricordiamo che noi, per quanto riguarda la radio, la diretta tra qualche minuto chiuderemo. A voi intanto la linea, grazie. Grazie Max, grazie davvero alla professoressa. Darei la parola ad Antonio e poi a Vincenzo per le conclusioni. Grazie Lucio, anche oggi tanti spunti interessanti, molti consigli pratici, che è quello che ci chiedevano gli operatori, e anche nello spirito del call to action. Mi ricollego a quello che diceva la collega dell'Università di Cagliari, Elisabetta, che ci ricordava l'importanza della tecnica del linguaggio. Per me che insegno marketing e mi devo concentrare sul mix di contenuti, linguaggio, strumenti per poi proiettare le imprese sul mercato, il tema del linguaggio e della tecnica del linguaggio è fondamentale, anche perché, Elisabetta, qua mi conforterai, quando andiamo ad analizzare la media degli operatori ci rendiamo conto che anche le buone idee poi vengono vanificate davanti alla mancanza del linguaggio, della tecnica del linguaggio e poi del racconto che va di conseguenza, perché tante volte quello che viene chiesto anche a me nei dibattiti è quello di individuare la migliore strategia per raccontarsi e comunicare. E io quello che cerco di dire innanzitutto è pensare a ciò che si vuole comunicare, prima ancora della tecnica e del canale, perché senza questo è un po' difficile trasmettere qualcosa a qualcuno, partendo dalle esigenze che ognuno di noi ha. E la seconda cosa, dico, state molto attenti a come scrivete, a come presentate il vostro contenuto. L'abbiamo detto in diversi interventi fatti oggi, ci siamo concentrati tutti sul che cosa dire, prima ancora del come dirlo in termini di canali. Ecco, da questo punto di vista, Elisabetta, hai dato alcuni consigli, però vedo anche analizzando le chat, ogni tanto mi vedete sul telefono perché in tempo reale con i colleghi monitoriamo i social e monitoriamo le chat. Tutti dicono, bello, bene, ci avete dato dei consigli, però dateci realmente l'input per ripartire. Lo dico soprattutto per quegli operatori che magari vorrebbero conquistare quella fetta di turismo sardo che abbiamo visto vale tantissimo. E il turismo sardo, come in tutte le altre regioni, il turismo interno, che ha tenuto un pochino su la media degli arrivi e quindi degli spostamenti in Sardegna. Proviamo a dargli un segnale in questo senso, Elisabetta. Ti senti di dargli un consiglio molto pratico, un inizio, un input per riguardate i contenuti che avete scritto, riguardate il linguaggio e ripartite da qua? Beh sì, potrebbero intanto cercare di capire quali sono i contenuti che hanno postato e che hanno funzionato di più e cercare di lavorare su quelli per produrne di analoghi e poi cercare un dialogo con chi li segue, assolutamente, perché se non si stabilisce una relazione, se non si attivano delle conversazioni, non abbiamo un feedback. Il feedback è veramente il valore maggiore dello stare sui social, dell'abitare i social. Non possiamo veramente permetterci di vederli come una brutta copia di un media tradizionale in cui noi postiamo dei contenuti per invitare le persone o per mettere in mostra i nostri servizi, i nostri territori, perché questo davvero nei social non funziona. E quindi, siccome richiedono tanta energia, è meglio, come dicevi tu, che ci si lavori per ottenere poi dei benefici e poi seguire i contenuti che postiamo, non fermarsi al momento in cui facciamo pubblica, ma andare a vedere che cosa succede dopo e lavorare anche su questo. Io richiamo il tuo concetto di feedback e lo rilancio su Lucio per le ultime battute di chiusura. Sì, chiamiamo Vincenzo Serra. Abbiamo circa quasi 2 minuti, Vincenzo. Considerazioni finali? Sì, grazie Lucio. Considerazioni finali sono di una giornata straordinariamente interessante. Veramente devo fare i complimenti a voi che l'avete organizzata e alla qualità dei relatori che l'hanno resa veramente utile. E le considerazioni finali sono, da un certo punto di vista, per me che sono nuovo del marketing, come tu sai, ho una storia professionale di un altro settore, di grande ottimismo, nel senso che la situazione è difficile, ma quello che esce fuori dagli interventi, sia sul content marketing, sia sulla parte della costruzione della visibilità nei motori di ricerca, ci ha narrato cose che fanno parte del DNA di questa
terra, del fatto di avere delle capacità esperienziali coinvolgenti, di essere costruita da persone che hanno, diciamo, anche in una certa di esporsi in maniera molto naturale, di non avere fingimenti, quindi di poter costruire delle relazioni durature rispetto ai potenziali utenti. Quindi io credo che da questo punto di vista la possibilità con i social media e quindi con un sistema che sempre più eliminerà tutte quelle infrastrutture di intermediazione che c'erano tra la domanda e l'offerta turistica, può agevolare la possibilità non solo per chi viene a cercare qua esperienze della nostra lingua, della nostra cultura enogastronomica, del nostro modo di vivere che ha delle peculiarità particolari, e di trovare una relazione, di costruire una relazione diretta con chi queste esperienze gliele può offrire. È stato citato dalla dottoressa Gola il Cammino di Santa Barbara. Il Cammino di Santa Barbara ha un potenziale enorme, come tutti i cammini che si stanno costruendo in Sardegna. La Sardegna, da parte sua, e forse questo momento di crisi la costringerà, deve uscire un po' da quell'indolenza che l'ha sempre un po' caratterizzata relativamente al fatto che c'è il mare più bello del Mediterraneo, e quindi questo non mi costringe a dover fare molto altro. È chiaro che lavorare sul marketing, sui media e su questi nuovi sistemi ti costringe non solo a mettere 2 fotografie all'inizio della stagione, ma a lavorare continuamente sui contenuti, a tenere una relazione con i tuoi potenziali clienti, e quindi da questo punto di vista c'è la necessità da parte nostra di avere una crescita nell'utilizzo di questi strumenti rispetto a chi vuole offrire delle esperienze turistiche, ma credo che i fondamentali che questa regione ha ci mettano in questo nuovo modello di turismo peer-to-peer, molto più diretto nelle relazioni tra l'offerta e la domanda, ci mette in una posizione che può essere di grande competitività rispetto alle altre destinazioni del mondo. Quindi veramente una bellissima giornata di approfondimento, molto molto istruttiva. Grazie Vincenzo. Io a questo punto ringrazio tutti quelli che ci hanno accompagnato nella giornata di oggi, a partire dal professor Usai, tutto lo staff che ci ha seguito, Maria Assunta, Manuela, tutto lo staff di GEASAR, e naturalmente Joseph, Robert, Gianluigi, Gianfranco e tutti quelli che sono stati con noi. E naturalmente i nostri ospiti Miriam, Marco Volpe e la professoressa Gola. E vi invito fra 15 giorni a stare ancora con noi. Purtroppo la connessione con Radiolina è terminata, quindi salutiamo anche Max che ci sorride, sardonico a questo punto direi. Ci vediamo fra 15 giorni. La tematica è l'enogastronomia che incontra l'accoglienza turistica. Anche questa è una tematica estremamente interessante. A presto, vi ringrazio di nuovo per l'attenzione, di nuovo grazie a tutti. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Ciao, grazie. Arrivederci, buona serata a tutti. Ciao. Ciao.